Ciao, sono Federico, ho 22 anni e vengo da Sacile, un piccolo paesino in provincia di Pordenone. La mia infanzia, quel che ricordo, era bella. Ho dei genitori che mi sono sempre stati accanto, nonostante lavorassero, non mi hanno mai fatto pesare la loro assenza. E ho un fratello che si chiama Lorenzo, anche lui mi vuole un bene dell'anima. E ho avuto una gran fortuna che è stata quella di avere i nonni che abitano vicino a casa mia. Ricordo che da appena iniziate le elementari i ragazzi mi prendevano di mira, ma io non conoscevo ancora la parola bullismo, quindi non mi sentivo bullizzato. Mia mamma non ci ha pensato due volte, in realtà mi ha preso e mi ha messo in un'altra scuola elementare, in un altro paese, quindi faceva sempre la fatica di portarmi, di venirmi a prendere. Per questioni, credo, all'epoca di tempistiche, mi hanno rimesso nell'istituto dove ho frequentato le elementari, che comprendeva anche le scuole medie. Dentro di me ho deciso di affrontare la cosa in maniera diversa, che sennò sarei stato un'altra volta escluso. Quindi diciamo che un po' da preso di mira sono diventato io quello che prendeva di mira gli altri. Le medie finiscono. Il giudizio degli altri aveva già iniziato a influire pesantemente, no, sulla mia vita, cioè come dovevo apparire agli occhi degli altri. E io già alla fine delle medie con questi miei amici avevo iniziato a fumare le sigarette, però avevamo iniziato anche a fumare le canne. Decido la scuola in cui sarei andato. La scuola era lontana mezz'ora di corriera da casa mia e praticamente tutti gli amici che mi ero creato andavano a scuola da un'altra parte. Lì ero fondamentalmente di nuovo solo. E andando a scuola una mattina c'era sempre questa compagnia che si fermava alla fermata della corriera. Lo sapevo che usavano, sapevo quello che facevano. Quindi inizio a passare di là. Quindi ho iniziato non in modo invadente, andavo lì, gli chiedevo se mi potevano dare qualche canna. Nel giro di poco tempo avevo iniziato a usare erba tutti i giorni in quantitativi molto grandi, insomma. Facevo solo quello tutto il giorno. Nel frattempo avevo smesso di parlare anche con i miei genitori, quando comunque loro volevano solo darmi una mano, ma io pensavo di non aver bisogno di una mano. A circa 16 anni inizio a conoscere questa ragazza e anche degli altri ragazzi, insomma. Loro usavano cocaina e da lì io ho iniziato a farne uso, già la conoscevo, ho iniziato a farne uso quotidianamente. Ad un certo punto però la situazione in casa diventa insostenibile. Quindi a un certo punto i miei genitori decidono di chiudermi la porta di casa perché era l'unico modo e ad oggi li ringrazio. Comunque da lì ho fatto alcuni mesi in strada, sono bastati alcuni mesi a farmi capire che quella non era la vita che volevo fare. Decido di tornare a casa e di chiedere una mano ai miei. Sono entrato a San Patrignano il 7 marzo del 2024, quel che mi ricordo era che ero in stato confusionale, però ero felice di tornare a star bene. Dal momento in cui ho smesso di drogarmi mi sono reso conto che avevo buttato via un sacco di anni e che avevo costruito la mia personalità sul niente. Però arrivato a un certo punto, con la mano insomma dei ragazzi che mi sono stati dietro all'inizio, del mio socio, che è il ragazzo che mi ha seguito per i mesi iniziali, ho capito tante cose di me e questo è stato fondamentale perché io non mi conoscevo. Diciamo che ho scritto e sto scrivendo tuttora il mio libretto delle istruzioni, di come funziona. Lavoro nel settore grafiche. Faccio stampa digitale, lavoro con dei plotter, insomma, delle grandi stampanti, però facciamo anche packaging, facciamo un sacco di cose. Oltre al lavoro però sto ritornando un po' alla comunità, al settore, ai ragazzi, quello che mi è stato dato all'inizio, la mano che mi è stata data, quindi cerco sempre di dare una mano e di aiutare le persone che sono in difficoltà, un po' come hanno fatto con me. Questa è una cosa che mi fa star bene.
Saluto e ringrazio Federica Ortolan, sindaco di Carbonera, di essere qui. Grazie sindaco, Buongiorno, veramente Mirella. grazie. Saluto anche il professore Davide Furlanetto, insegnante anche di sostegno, perciò una persona che ho veramente tanto piacere di rivedere. Era molto tempo che non ci sentivamo, perché lui ha un'idea diversa come Mirella dei giovani, spero anche la sindaca. Questi sono quelli che ci vogliono far vedere. Però non vediamo mai quelli invece che si comportano bene, che danno buoni esempi tutti i giorni, quotidianamente. Io vado alle colonie di Lignano nel mese di agosto. E perché vado là? Perché là tocco la realtà di quelle brave persone, ragazzi e ragazze, uomini e donne, che invece di fare le ferie dedicano il loro tempo alle fragilità. Ed è una cosa che mi fa capire che forse non è che vediamo la realtà che c'è anche nel nostro territorio. Qualcuno ci fa vedere quello che vuol far vedere, che sono i cattivi esempi. Perché il buon esempio non interessa a nessuno, non fa audience. Questo ragazzo è una testimonianza forte. Io sono convinta, qualcuno a casa dirà: Mirella, è già la terza volta che te lo mandi, ma magari 4, 5, anzi ne avrò altre, perché San Patrignano, la mia amica Rizzetto, che ringrazio tantissimo, agli altri genitori e mamme, ai responsabili, lei è responsabile di Televisione San Patrignano, ha detto: bisogna fare qualcosa Mirella, siamo veramente tanto preoccupati. Siamo molto preoccupati, non sappiamo più cosa fare, a scuola non è che si intrigano più di tanto, le leggi non riusciamo a capire come vengono applicate, in quale modo, è questo il modo? Allora io inizierei proprio dalla sindaca Federica Ortolan. Sindaca, cosa direbbe a questo ragazzo se lei ce l'avesse di fronte dopo questa testimonianza molto forte? Beh, intanto gli farei i complimenti per il percorso che comunque è riuscito a fare, per la consapevolezza e anche per il coraggio di raccontarsi, che insomma non è da tutti. E ringrazierei anche i suoi genitori, perché a volte si è fragili nella vita, ci si può perdere, però se si ha una famiglia forte, degli affetti che tengono il punto su alcune questioni, ci si riesce anche a recuperare in qualche modo. Questo ragazzo fortunatamente è stato preso in un periodo di tempo ancora di gioventù e quindi adesso ha una vita davanti. Quindi in qualche modo gli si è data la possibilità di fare un reset e ripartire. Questo non è scontato. Faccio i complimenti ai genitori perché questo non è scontato. Molto spesso i genitori nascondono o non ci sono proprio per loro fragilità, per tempo, per incapacità proprio genitoriale e non si rendono conto del problema e lo lasciano i ragazzi molto fuori, molto diciamo allo stato brado dico io, non li seguono e in qualche modo negano il problema, quindi nascondono la sabbia sotto il tappeto, la polvere sotto il tappeto, quindi questo andamento, questo scorretto che hanno prosegue in età avanzata, cioè oltre i 20 anni, 25. E quello che noi vediamo a livello comunale come servizi sociali è che poi, finita il periodo diciamo, di droga pesante, di festa, diciamo, di gioventù, restano spesso, anche se non c'è più la droga, restano le malattie mentali. E quelle, perché ovviamente il cervello diciamo, ha delle conseguenze pazzesche ecco, derivanti dall'assunzione di queste sostanze, e rimangono dei malati mentali per tutta la vita, con patologie diverse, e lì il recupero è praticamente impossibile. Quindi veramente ragazzi bisogna che capiate che la vostra gioventù la potete anche recuperare in qualche modo, e soprattutto i genitori, se si interviene entro un certo momento, dopodiché la vostra mente purtroppo rimane annebbiata a vita. Professor Furlanetto, Davide Furlanetto, lei è un insegnante di sostegno. Il problema è che è vero che c'è il sostegno molte volte delle famiglie che capiscono l'importanza di fare, di accompagnare questo ragazzo per il recupero. Non tutti come ci riescono, come ha detto la sindaca, però certe volte sì. Il problema è che per questo io faccio vedere ormai tutte le mattine quasi questo ragazzo e questi ragazzi che poi, ragazze che vedrete anche questa settimana, hanno un nemico dietro l'angolo. Quel ragazzo che ho avuto sabato che ha detto non sono ancora uscito,
l'idea di farmi la pera c'è, è molto forte, perché si sta bene, non hai nessun problema. È là che dobbiamo intervenire, perché nel momento che loro escono c'è subito il nemico dietro l'angolo, ma proprio dietro l'angolo. E se non c'è qualcuno che lo accompagna e gli dice non andare di là, vieni di qua, avete sentito la fermata dell'autobus, il bar, la discoteca, la compagnia, cioè il nemico è dovunque, non dentro la scuola ma fuori la scuola, dietro l'angolo della scuola. Allora professore Fulanetto, io li vedete, sono ragazzi bravi, ragazzi sono, però hanno un nemico enorme. E io ho sentito il procuratore Gratteri, come ha spiegato come viene fatta la cocaina, perché per farla ci vogliono degli elementi. Chi produce questi elementi? Dove vanno a comprare questi elementi per fare questo quantitativo? Avete sentito a Bassano cosa è stato sequestrato di hashish solo su un garage. Professore, com'è il ragazzo del 2026? Qual è la cosa che vi preoccupa di più quando li guardate? Io ho avuto un insegnante, vediamo se anche lei è d'accordo, che ha detto, un insegnante giovane, un docente giovane, sai Mirella, noi tutte le mattine è come salissimo sul Monte Bianco, vediamo chi abbiamo, vediamo le fragilità. Il problema è capire chi di noi vuole scendere a vedere la fragilità, e devo dire che non tutti i miei colleghi lo fanno. Questo l'ha detto seduto su quella poltrona. È d'accordo con questo docente? Cosa vuole dire? Allora io vorrei partire dalle cause della persona che si droga, no? Cioè molto spesso, e anche qui abbiamo avuto la conferma con la testimonianza di Federico, si chiama? Molto spesso il punto di partenza è la solitudine, cioè il fatto che un ragazzo si sente solo. Solitudine vuol dire mancanza di ascolto, cioè mancanza di qualcun altro che ascolta le tue fragilità, le tue difficoltà. E quindi se uno parte da questo punto di partenza vuol dire che attorno evidentemente non ha nessuno che lo ascolta. Adesso io non voglio né accusare la famiglia né accusare la scuola, però è logico che c'è una mancanza, no? Perché altrimenti uno starebbe nel benessere, e io non credo che nessuna persona al mondo che viva in stato, diciamo, di benessere possa assumere delle droghe. Cioè, perché tu sei spinto ad assumere delle droghe? Proprio perché non stai bene. Infatti lui ti diceva sto benissimo rispetto a prima che stavo male, no? Quindi il punto di partenza è sempre un malessere. Per cui io direi la causa sicuramente è la solitudine, quindi la mancanza di qualcuno che ti ascolta. E però credo che un'altra mancanza sia i famosi no. Cioè quando noi eravamo ragazzini, adesso non per fare dietrologia ma era così, avevamo dei genitori estremamente normativi che ci spiegavano chiaramente quali erano, diciamo, gli steccati da non superare. Cioè questa cosa era chiarissima, era limpidissima, e nonostante vivessimo magari delle piccole frustrazioni, perché sentirsi dire no era un no secco e non potevi rispondere, questi steccati ci facevano in qualche modo rigar dritto, cioè fare un percorso ben segnato. Adesso negli ultimi decenni la tendenza, ma anch'io sono genitore, quindi anch'io ho fatto degli errori, la tendenza è quella a dire lasciamo che le cose vadano un po' così, senza tanti steccati, perché i no provocano dei conflitti. E quindi quando tu vivi il conflitto non stai bene, no? È ovvio che, cioè, se io ti contraddico non sto bene io, non stai bene tu, ma è anche vero che poi porta a un risultato il conflitto, perché se no... Cioè... Abbiamo Cristina, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Cristina da Vicenza, vai Cristina. Niente, volevo soltanto chiedere cosa non potevo fare. Io ho qualcosa che ho scritto da quando ero piccola, cioè un ricordo di quando ero piccola, niente, non sapevo dove mandarlo. Una volta mandavo al giornale di Vicenza, me lo scriveva, me lo mandava. Cioè, adesso lo saprei dove mandarlo, se mandarlo a qualcuno o non mandarlo, o sapere qualcosa, se c'è qualcuno che mi può consigliare. Guarda Cristina, non è mica che abbia capito tanto bene, però sai cosa facciamo Cristina? Ti richiamo dopo la trasmissione, ti faccio chiamare così vediamo se riesco a darti una mano su quello che vuoi, non so se sei una scrittrice. Ti richiamo, ti ringrazio Cristina della telefonata, ecco qua.
Questo è il punto di riferimento che noi abbiamo. Persone non sanno mai dove arrivare per la salute, per questo, per l'altro, però l'importante è capire che c'è qualcuno che ti ascolta e che magari può darti una mano. Allora, professore, lei ha detto una cosa importante, però quello che io mi chiedo, ma facciamo abbastanza per questi ragazzi? Oppure il genitore, più che il no, dire no, ha paura di mettersi in gioco, perché quando dici no devi metterti anche in gioco, devi spiegare quel no o quel sì. Allora il sì è facilissimo, sì, lo dice la parola stessa, vai. Il no lo devi spiegare, quel ragazzo aspetta che tu glielo spieghi, non gli basta il no. E quel no deve essere molto motivato. E questi segnali i bambini li danno già da piccolissimi, quando hanno 3-4 anni. Perché? 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 Il perché. E basta con questi perché. Ma il bambino è curioso, vuole capire, perché per lui si apre un mondo incredibile di novità, di colori, di cose. Sindaca, lei è anche mamma, ma questi perché? È così difficile fin da piccoli cercare di spiegare, invece non ho tempo e smettila e lasciami stare. È quel ragazzo che dice, che voi lo sapete a casa, ve lo racconto spesso, mia mamma tutte le mattine, perché non hai fatto il letto, ma perché lo zaino è ancora aperto? Ma invece di dirmi il perché non mi dà un abbraccio, Mirella, e risolviamo il problema? Ecco, il genitore che non si rende conto che è ancora un ragazzo che ha bisogno, perché fino a 20 anni il cervello cresce, c'è niente da fare, che ha bisogno ancora del contatto. Sindaca, lei vede i ragazzi quando si incontrano, la prima cosa che fanno, si abbracciano, si toccano. È la prima cosa, prima di parlare, si toccano, hanno bisogno del contatto fisico, di sentire un qualcosa, di emozionarsi nel vedere una persona e abbracciarla. Ma è così difficile a capire queste robe qua, Sindaco, oppure non vogliamo più fare il genitore troppo... Adesso la frase è troppo difficile fare il genitore, pensa una volta con 10 fioi, senza da mangiare, senza niente, vabbè. Senza insegnanti di sostegno, sta maestra, 30 ragazzi eppure... Prego, Sindaca. Allora, diciamo che sicuramente non è facile essere genitori, nel senso che bisogna, in primis i ragazzi e le giovani coppie devono cercare di mettere da parte un po' la loro individualità, i loro passatempi, per far spazio a una nuova vita. Lo devono fare con estrema consapevolezza, perché comunque i ragazzi d'oggi sono pieni di stimoli, forse anche molto più rispetto al passato, e quindi sono ragazzi anche precoci e quindi bisogna giustamente dedicargli il giusto tempo. Non è facile, perché ovviamente sappiamo tutti che l'attività lavorativa assorbe buona parte del tempo, però un genitore deve trovare il tempo e deve trovare questo giusto connubio. Lo si fa per una certa fase della vita, è un dovere e basta, è così da sempre. Però ovviamente io non sono la persona che può giudicare gli altri, perché sono genitore anch'io e ognuno cerca di mettere, diciamo, il suo meglio, la sua massima buona volontà, però ovviamente il risultato non è certo. Però, Sindaca, è anche vero che se tu non ce la fai c'è un mondo attorno che può aiutarti. Basta che questo genitore abbia il coraggio di chiedere aiuto. Io esco la mattina, torno alla sera, perché purtroppo poi vedrete anche il servizio del Banco Solidale, famiglie con 2 stipendi che non ce la fanno. Quando hanno pagato il mutuo, l'affitto di 600-700 euro, ciao. Il problema è che bisogna capire cosa vuoi tu a dare a questo ragazzo, a questo figlio. Allora, io vado via, chi può aiutarmi a far crescere mio figlio nella maniera corretta? Il mondo del volontariato, ad esempio. Basta chiamare, andiamo anche a prenderli se vogliono. Nessuno ci chiama, pochissimo. Questi ragazzi da soli non arrivano. Abbiamo il mondo del volontariato che è completamente senza ragazzi giovani. Mi volete spiegare come mai? Perché nel momento poi gli alpini lo dimostrano, che loro provano a vedere cosa vuol dire fare un campo estivo, sì, lasciare a casa il cellulare, essere intrigati, loro ci sono. Tanto è vero che anche gli alpini hanno detto abbiamo dei numeri che non riusciamo neanche veramente a rispondere a tutte le domande che sono state fatte. Allora, professor Fullaneto, non è che forse non abbiamo capito niente, che dobbiamo ascoltare cosa vogliono fare questi ragazzi? Non vuoi l'orto? Vuoi la musica? Vuoi creati il pane, la pasta, la pizza che a loro piace? E invece no. Cosa facciamo? Ecco qua.
a 8 anni cellulare, a 4 anni giochino e vai, risolto il problema. Il ragazzo non dice più niente, il bambino non piange più e io sono strafelice. Non è che possiamo dare la colpa a questi ragazzi se poi li troviamo a 12 anni con la canna o a 11 o con lo spritz. Professore. No, io parlo della mia esperienza personale e professionale lavorando come insegnante in un istituto professionale, nell'Alberghiero, dove ho visto con i miei occhi dei ragazzi che magari in classe durante l'ora di italiano o di storia sono annoiati o anche a volte disturbano, e nel momento in cui però sono in laboratorio di cucina, cioè noi abbiamo delle cucine professionali ovviamente lavorando all'Alberghiero, questi stessi ragazzi quando si mettono all'opera con le mani e impastano oppure fanno tutto quello che devono tagliare, insomma tutto quello che devono fare come laboratorio, si trasformano da così a così. Quindi le loro abilità e competenze diventano molto attive e positive e si rivalutano anche loro, quindi c'è un picco dell'autostima e loro stessi che dopo un certo punto chiedono di lavorare, quindi di tornare a fare quell'attività. Ecco, questa è una cosa che si vede raramente a scuola, perché naturalmente la scuola è poco, diciamo, operativa, no? È poco laboratoriale, perché la scuola nostra è impostata, come è sempre stato, più che altro sulla teoria, insomma, no? Molta didattica. È molta didattica, però questo è proprio un esempio chiaro di quello che dicevi. Quando un ragazzo si approccia a certi stimoli che non sono quelli appunto del telefonino o del videogioco, ma sono stimoli magari operativi, laboratoriali, ecco che lui stesso si trasforma e quindi quello è il modo migliore per tenerlo lontano dai vizi e dalle droghe. È anche vero però che questi ragazzi si sono stancati e hanno deciso di dire la loro. Tanto è vero che i numeri sugli istituti professionali, scuole di formazione, sono aumentati in maniera incredibile. Sono diminuiti nel liceo classico, nel liceo scientifico e sono aumentati su quelli che sono gli istituti di formazione professionali. Ma cioè, dovevamo fare tutta questa strada per capire che forse se li ascoltiamo un po' di più e forse che tutti vogliono il figlio avvocato, direttore, ingegnere, e invece il ragazzo è tutta un'altra. Io sto leggendo questo libro bellissimo, Il leone alato, tutte le mattine, poi ne leggerò un'altra paginetta, di questo bambino che a 4 anni ha già la passione degli aerei. Ma non gli crede nessuno, neanche i genitori, cosa vuoi? Invece il nonno ha capito che questo bambino ha una marcia in più e inizia proprio a supportarlo su tutte quelle che sono le sue idee, le sue passioni, anche economicamente andando avanti. E diventa uno dei più grandi ingegneri, ma grazie al nonno. I genitori erano contrari, non l'avevano capito. Il nonno invece aveva intuito la possibilità, proprio questa creatività che aveva questo suo nipote e fino alla fine l'ha accompagnato. È stato il primo a salire sull'aereo assieme a lui, non aveva mai volato, proprio per dimostrare la fiducia che aveva. Queste figure mancano, inutile che vengano a raccontarmela. Queste figure mancano, sono figure che ci hanno fatto crescere sani, dritti. Andavi a casa, c'era qualcuno che ti ascoltava. C'era sempre, anche se non te ne fregava niente, non riuscivi a capire al momento cosa vuoi capire a 12-13 anni, il nonno che rompe, però lui ti ascoltava, non ti giudicava, ti ascoltava e questo manca completamente. Prego, professore. Ecco, a questo riguardo, tornando a parlare della scuola, la scuola ha due funzioni, una educativa e una istruttiva, no? Quindi l'istruttiva, come dice la parola stessa, vuol dire inserire qualcosa all'interno della persona, cioè le conoscenze. L'istruzione è questo, no? Cioè io ti spiego delle conoscenze e te le trasmetto. Educare però vuol dire invece al contrario tirar fuori dalla persona le qualità. Quindi ed è una funzione della scuola che noi spesso però dimentichiamo, perché è chiaro che è più semplice mettersi là e dire adesso io ti spiego e tu stai fermo e zitto e mi ascolti, perché è più semplice naturalmente questo lavoro. Educare invece, cioè tirar fuori il meglio dalle persone che ti stanno davanti, è molto più difficile. Intanto perché comunque a livello di numeri ne hai tanti, perché finché abbiamo classi di 28 persone è difficile
tirar fuori per ognuno dei 28 il meglio, no? È abbastanza difficile, è complicato. Però la fragilità la puoi trovare fuori. Sì, la fragilità la scopri. Sì. E quindi questo anche deve essere un compito dell'insegnante. Sentiamo la sindaca cosa dice, cosa si può fare. Avete un arduo impegno voi, perché siete i primi a essere chiamati quando qualcosa non funziona, gli atti di bullismo, di vandalismo, le famiglie che non vogliono ascoltare, che pensano ma mio figlio, ma dai, prego sindaca, cos'è che le fa più paura? Tornando un attimo al discorso di prima, Mirella, è vero che c'è tanta offerta di servizi, di assistenza, di attività. Noi a Carbonera ne abbiamo anche proprio durante il periodo estivo alcune molto interessanti, oltre a quella degli alpini che cerchiamo sempre di caldeggiare nei confronti dei nostri giovani tramite i canali che abbiamo informativi. Ma quest'anno e anche l'anno scorso abbiamo dato il via a un'iniziativa che si chiama Fuori dagli schemi. Ragazzi che possono mettersi a disposizione per 2-3 settimane, dipende quanto aggradano, a disposizione dei ragazzi disabili della cooperativa Il Sentiero di San Giacomo. Quindi vanno lì, sistemano un po', fanno un po' di lavori insomma, sulla struttura assieme agli operatori, animano i ragazzi, gli fanno compagnia e abbiamo visto l'anno scorso che il risultato è fantastico. I ragazzi sono appagati, contenti di aver fatto qualcosa di nuovo, di essersi anche approcciati alla disabilità che fa sempre un po' di paura. E quindi i ragazzi ovviamente della struttura non vedono l'ora che venga giugno-luglio per vedere questi ragazzi giovani che vanno a trovare. Perché dobbiamo farlo sempre solo a giugno e luglio, non lo facciamo da gennaio a dicembre, perché i ragazzi sono ragazzi delle superiori, ma lo so, però diciamo sti ragazzi, dai sindaca. Però diciamo che la struttura comunque è aperta e anche c'è l'associazione disabili collegata alla cooperativa del Sentiero che ricerca sempre volontari. Per forza. Questo è un appello ovviamente a tutti, non solo ai più giovani, perché appunto questi ragazzi la domenica fanno delle attività e hanno bisogno di questi operatori che possono, volontari. Però c'è un però, sindaco, che a agosto non c'è niente. Ecco, io ho tantissime realtà. Ecco, ci sto a fare fatica quando? Sì. Perché questa è la verità. Allora noi dobbiamo capire che questi ragazzi, se vogliamo veramente, questa è un'idea che ho avuto io parlo tanto con questi ragazzi, loro sono disponibili, bisogna andarli a prendere, non arrivano da soli. Allora l'educazione civica. Perché non la facciamo 12 mesi all'anno, proprio cercando di integrare quello che è il rispetto della persona col mondo di diversamente agili, come li chiamo io, col mondo di diversamente giovani? Ma sembra che sia una cosa, si deve fare solo a fine scuola, qualcosa a fine scuola. Professore, non può continuare così, non basta a questi ragazzi, tanto è vero che loro dicono mi annoio. Sono annoiato. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va o sbaglio? Prego. Sì, bisogna mettere in moto qualcosa perché allora il lavorare per gli altri è sempre gratificante, no? Perché alla fine ti torna sempre indietro quello che fai. E la noia viene proprio, secondo me, dalla mancanza di proposte anche. Cioè, io non incolperei i ragazzi su questa cosa. Cioè, il fatto che loro siano annoiati è proprio perché mancano degli stimoli giusti, che non siano quelli di abbandonarli così. E effettivamente questo è un problema, è vero. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto, parlia della droga, intanto quel ragazzo che va a parlare, quello dei Sacili, è un bravo film, è stato buono cercare di cavarsi, mettersi anche in gioco e dargli alla fiori, vedere che se voi potesse cascare, però potete anche alzare, voglio dire che il garito sto figlio si è messo in gioco, ha detto cosa che era fatto della sua vita e che Dio recuperarla. È un bel gesto e darà un esempio per tutti i figli, per i nostri nipoti, i nostri figli, perché tutti abbiamo sempre messo a fare della droga. Però la droga è il problema grosso, che è uno dei più grossi che abbiamo in Italia e in tutto il mondo, va bene, già da risolvere lo Stato. Non può arrivare tonnellate di droga e nessuno ne sa niente, facciamo finta di niente. Ogni tanto ne sappiamo un po', ma come? I capi sui fiumi tira su, gli anai all'acqua, mi trova la droga.
gli avuta i 3 euro, ma come può essere una roba del genere? Se sventa questa droga, e sarà anche chi che la vende, no? 100, 200 che ne passano inosservati, ma dopo i fiori che cascano, i fiori dopo, quelli più deboli che cascano, e non c'è colpa dei genitori, perché un genitore non ha piacere di avere un figlio così. Ve ne conosco tanti, gli si diventano matti per 2 fiori che aveva. Gli chiamava di notte a polizia, andava a torci, e anche per i genitori è un calvario. Va bene? E i fiori dei giovani, i fiori non sono cattivi. I fiori, come che era, bisogna insegnare. Una volta a vedere al nonno, per tutto, mi sono abbastanza anni. Ma è il nonno che era il psicologo di casa, il nonno, avevo io. Se ti avevi una brutta giornata o cosa ti ha poco? Cioè, vuol dire che è cattiva subito che ti arriva qualcosa. Cosa ti serve? Se non è nera che volta, però una buona parola, un insegnamento, e mi spiegava cosa che aveva fatto lui durante la sua vita. E devi incantare qua la televisione, devi incantare la canale vera, devi incantare e ascoltare i nostri nonni. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché sono tante le cose che dobbiamo capire con questa sindaca, che anche lei ce la sta mettendo tutta, ad esempio anche con lo sport è fondamentale, sì. Però non ci siamo, lo sport costa molto perché ha dei prezzi veramente importanti, io sento anche al banco alimentare, e poi i centri estivi, anche questi con un costo. Ma perché dobbiamo pagare i centri estivi? Cioè, sindaca, mi vuole spiegare perché dobbiamo pagare i centri? Una volta siamo cresciuti senza centri estivi, il centro estivo era il cortile, era il boschetto che una volta c'era messo che cava via tutto, ma non importa. Però abbiamo dei posti veramente belli e soprattutto abbiamo questi ragazzi. Cosa sono in tutta Italia? Dai, professore, proviamo a fare un conto. Cosa sarà? 2000? 1000? Quelli che si comportano male in tutta Italia. Non credo che abbiamo dei numeri. Perché non li prendiamo seguiti da certi educatori, che il mondo del volontariato ha, perché abbiamo un mondo del volontariato molto professionale, con esperti, facciamo fare i centri estivi. Perché dobbiamo, e ste cooperative, sindaca, ste cooperative? Non è che ormai siamo sommersi dalle cooperative, che anche là bisogna vedere quello che funziona e quello che non funziona, come vengono pagati i ragazzi che lavorano all'interno di queste cooperative, perché anche là dobbiamo aprire questo portone, perché i volontari pagano per fare i volontari. Cooperative chi sono? Cosa fanno? E come mai qualcuno ha il monopolio dei centri estivi, il monopolio della scuola, questi bandi che non si riesce a capire se sono fatti proprio per la persona, perché cominciamo ad avere il coraggio di dire le cose come stanno. Ma dovete essere voi sindaci che fate questo, e siete voi responsabili della salute dei vostri cittadini, siete voi che cercate di dare gli appalti assieme alla provincia, naturalmente, che anche adesso c'è anche un cambio di marcia, come c'è in regione c'è anche in provincia. E si vede un po' di aria fresca, secondo me ogni tanto fa anche bene, se devo essere sincera, sindaca. Prego. Allora, intanto i centri estivi o comunque le attività estive sono organizzati da molteplici soggetti. Ci sono cooperative, ma ci sono anche associazioni, ci sono le parrocchie che organizzano i GREST. Ovviamente i prezzi sono diversi in base al servizio reso. Ascoltate bene. Poi ci sono ovviamente anche dei contributi che vengono erogati quasi ogni anno da penso quasi tutti i comuni, che vanno incontro alla spesa che sostengono le famiglie. E ovviamente è un servizio aggiuntivo alle famiglie. E la cosa per esempio che manca è la detraibilità del resto della spesa non coperta dal contributo, che questo è un gap che manca. Okay? Ed è importante. Che sarebbe importante, insomma, come le spese scolastiche che sono fino a 1.000 euro, anche i centri estivi dovrebbero essere spesa detraibile, cosa che non sono. Vabbè, ma a parte questo, noi come comuni, ognuno cerca di intanto dare, almeno nel nostro caso, facciamo un bando di manifestazioni di interesse mettendo a disposizione per esempio le scuole che sono chiuse durante l'estate, e le mettiamo a disposizione di tutti i soggetti che vogliono partecipare
a fare i centri estivi. E durante l'estate, nel nostro caso, ci sono 3-4 centri estivi, più i GREST nelle varie frazioni, quindi c'è una molteplicità di offerta, quindi c'è un'ampia possibilità di concorrenza tra i soggetti. Questo fa anche calare ovviamente un po' le rette, i costi, perché ovviamente essendo Però sono costi? Sono sicuramente costi, ovviamente è un servizio, ma d'altronde è come costa l'asilo nido, come costa la scuola materna, costa il centro estivo. Però... deve sostentarsi comunque l'attività, è impossibile. L'unica cosa è che il comune, lo Stato, possa andare incontro alla spesa sostenuta dalle famiglie, perché giustamente bisogna andare a lavorare, quindi i bambini durante la mattinata o il pomeriggio devono essere comunque impegnati in qualche modo. Ecco. Ma perché, Sindaco? Però consideri, Mirella, che a livello di appalti, di tempo integrato, di mensa di trasporto, quelli che seguono i comuni sono affidati a delle gare che si possono svolgere internamente o tramite la sua provinciale, e le gare si svolgono secondo la normativa. Ah sì, beh, sono tutte gare, ci mancherebbe, fanno le cose fatte bene. Il problema qual è? Che i soggetti che possono partecipare alla gara devono avere loro degli standard e quindi non ci sono così tanti soggetti, per quello più o meno sono sempre gli stessi soggetti che girano, ma è lì il problema, diciamo, ma non il fatto che vengano in qualche modo privilegiati, diciamo, che è una cosa ovviamente che si deve evitare. Qua sarei attenta a dire questo, se lei parla per il suo comune, ma io starei molto attenta a dire che funziona tutto così dappertutto. Abbiamo Maria da Padova, allora Vicenza, Venezia, adesso Padova. Vai Maria. Ciao Mirella, sono Maria di Bovolenta. Ciao carissima, ciao. Ciao Mirella, scusa, ti chiedo scusa se non mi ho fatto sentire, ma sono stata un po' male, hai capito, e tutte le cose che mi è successo e anche a domenica stavo mangiando e mi è venuto mezzo collasso. Sì, le pastiglie mi hanno cambiato in questi mesi, taci che dalla pressione ho trovato quella giusta, è 3 mesi che la prendo, insomma. Pare che vada bene la pressione e tutto quanto. Stavo andando all'ospedale e ho detto a mio marito, lascia stare, ho detto chissà che mi passa, ecco. E ventilatore davanti e hanno detto che è il caldo, Mirella, sì. Il caldo, anche queste cose che fanno. Ad ogni modo, Mirella, io anche un'altra cosa, che non andavo più fuori perché ero sbilanciata, sai, dovevo avere qualcuno vicino, invece abbiamo fatto di tutto e tanto che l'assistente sociale mi ha procurato un carrellino, sai, quelle da andare fuori che posso arrangiarmi da sola, ecco, e me l'ha procurato, insomma è 3 volte che l'ho adoperato, ma adesso questo caldo qui non vado fuori, capisci? Sì. Volevo dirti, Mirella, è l'ultima settimana che sei lì e vai in vacanza? Allora, fino a fine luglio sto con voi, poi in agosto mandano le repliche, tanto è come se ci fossi qua, perché siete tutti seduti là che mi guardate lo stesso, anche agosto, anzi telefonate, anche se è scritto replica. Sì, ecco, vado via un po' a agosto, sì. Ho detto, prima che non possa salutarti, cara, io ti faccio tante buone vacanze, Mirella, tanto bene, e che Dio ti protegga, perché noi abbiamo, o bene o male, anche una parola di conforto, ci sei utile, più che utile, utilissima. Sei come un medico, hai capito, Mirella? Ci teniamo molto a te e che Dio ti dia la forza di andare sempre avanti, che noi ti vogliamo sempre lì, ecco, sempre vicino a noi, hai capito, Mirella? Ecco. Cara Maria. Saluto anche i tuoi ospiti e ti faccio buone vacanze e una felice giornata e tutti quelli della truppe della trasmissione e anche il dottore Bacialli
che mi piace da morire, il dottor Baciali. Adesso è in ferie lui adesso. Ecco, va bene. Grazie Maria cara. Ti faccio buone vacanze. Grazie, e grazie. vediamo se faccio in tempo anche a prendere un'altra telefonata. Ma non ti prometto niente perché dico sempre di telefonare e dopo vai tranquilla Maria, vai tranquilla. Medico, ciao, saluta anche tuo marito. Allora, questa intanto ti ringrazio Maria per le parole, ma lo sai che io cerco di fare quello che posso. È una coppia che ho cercato di aiutare, perché è arrivata a un punto, ecco la solitudine, professore, che il marito ha avuto un'operazione, è tornato a casa, però doveva fare la visita di riabilitazione e non avevano la possibilità di andare a fare la visita. Non avevano soldi, perché ha telefonato, era disperata perché il lunedì doveva fare questa visita riabilitativa e non sapevano come fare ed era importante per lui. Allora il sindaco ha iniziato a chiamare chi di dovere, tutto a pagamento. Se volevi un qualcosa, ho detto, a me sta anche bene, però prima di pagare voglio vedere come funziona. Allora ho chiamato i servizi sociali. Fatalità, sabato mattina mi risponde la responsabile. Allora ho detto, io ho questo caso che conosco molto bene, dove questa persona ha un documento, quando viene dimesso dall'ospedale, dove questa persona in questa data deve fare la visita riabilitativa. È scritto medico di famiglia, tutto quanto. Come mai succede questo? Eppure le date ci sono. Dov'è la mancanza di questo? Ah, apriti cielo. No, ma non è così, ma loro non hanno capito. No, calma, ho detto, non sono loro che devono capire, siete voi che dovete capire che loro non sono in grado di gestirsi. Non sono in grado di gestirsi e non sono in grado di gestire questa cosa. Siete voi che dovete gestirla nel momento che sapete che è una coppia, una fragilità che dovete accompagnare. Alla fine sono usciti e sono andati a prenderlo il lunedì e il sabato. Prima non c'erano le macchine, poi non c'era la disponibilità economica. Vabbè, ho detto la pago, però prima di pagare voglio capire se funziona così. Non funziona così. Il problema è che sono pochi, le macchine, c'è una macchina, ecco, una macchina, perciò non riescono, ma c'è anche il mondo del volontariato, o sbaglio? Sì. C'è il mondo del volontariato che ha queste macchine per fare il trasporto e non è possibile che il sabato e domenica anche le persone fragili non riescono a gestire la quotidianità perché non sanno chi li può accompagnare e chi li può andare a prendere. Tanto è vero che ho chiamato il direttore della MOM, ho detto scusate, ma si può vedere di unire le forze in tutte le città? Io da Padova vado a Treviso perché c'è qualcuno che mi viene a prendere che posso chiamare, ecco la famosa busta chiamata, mi porto qua, poi vado là. Non c'è niente, sindaca, ma io devo fare, cioè, scusate, ma io sono mica pagata, faccio volontariato pure, lo faccio volentieri. Ma io devo preoccuparmi di questa coppia che lunedì aveva questa situazione che doveva assolutamente fare e siamo riusciti, poveretto, anche perché è un uomo molto impegnativo come fisico, di andarlo a prendere. Capisce che tutti quanti passano il cerino. Ma no, non può funzionare così. Cos'è il sociale nel 2026? Qual è il supporto che potete dare? Lei è un comune piccolo, come giustamente piccolo rispetto diciamo a città capoluogo, però sono comuni impegnativi dove c'è tanta realtà in sofferenza. Prego. Allora, di solito vediamo così, in ospedale, in determinati anche reparti, c'è sempre l'assistente sociale che si interfaccia con gli assistenti sociali del comune per, appunto, per segnalare questi casi magari di fragilità. C'è anche un portale proprio dove segnalano tutto quello che è stato fatto, quelle che sono le necessità e di solito insomma i servizi sociali, se ci sono appunto necessità di questi spostamenti o tramite i mezzi del comune o tramite appunto il volontariato, si riesce sempre insomma in qualche modo a trovare la quadra, ecco. Questo ovviamente quando non ci sono figli, non ci sono altri familiari che possono prendersi certo. in carico della situazione, ecco. Ma è abbastanza un meccanismo che è abbastanza consolidato, però a volte può capitare che si inceppi qualcosa, ecco. Sì. E non può essere magari perché che ci siano tempi anche lunghi per iniziare la riabilitazione,
riabilitazione, soprattutto quella. Ma questa doveva proprio farla, era necessaria. Questa sapeva già che doveva farla. Sì, bene, con tanto di data. Certo. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti. Visto che hai la signora sindaco di Carbonera, vorrei chiedere quando verrà riaperta via Castello. Via Castello è già aperta da lunedì, da sabato scorso, è aperta. Ho capito. E poi volevo fare un appello al comune di Silea. Continuano a buttare immondizie all'altezza dei silos in via Alzaia. Allora, paghiamo 63 euro di tasse sull'ambiente. Hanno gettato sacchi neri, fili di rame di qualche impianto elettrico, non so. Hanno gettato là. Là bisogna che dovrebbero fare una pulizia, perché è un degrado là i silos inverosimile. Dopo c'è una bella pista ciclabile che è stata appena fatta. È una vergogna, una vergogna. Cosa possiamo fare? E anche le vie alzaie che vengono tagliati i rami degli alberi perché occupano la strada. Dunque i ciclisti corrono in mezzo alla strada perché ci sono i rami che si vanno a sbattere. Quelli a piedi non possono camminare, camminano in mezzo alla strada perché ci sono i rami. Qualche pulizia. E dopo sono venuta a sapere che siamo senza presidente del parco. È commissariato. Dunque non so dove dobbiamo chiedere qualcosa. E chi di dovere dovrebbero pulire le alzaie, tagliare un po' di alberi perché occupano la sede stradale. Grazie, arrivederci e buona giornata. Pubblicità. Sindaca, come rispondiamo alla nostra Nadia che ha chiesto chiarimenti, perché anche lei ha ragione, poi lei è una che controlla molto, che denuncia, è una che si dà anche da fare, prego. Sì. Allora, sì, riguarda in questo caso il comune di Silea e quindi invito la signora se riesce a fare una telefonata in comune o se è in grado, insomma, mandare una mail ai servizi manutentivi. C'è da dire che l'abbandono dei rifiuti è una piaga. A volte ci sono anche delle inquadrature di telecamere che possono aiutare, però ovviamente gli ecovandali sono ingestibili in qualche modo, però c'è la possibilità tramite il comune di fare delle raccolte ad hoc per tutti questi rifiuti abbandonati fuori territorio, ecco. Quindi magari lo sanno già in comune, si sono già attivati attraverso Contadina, ma è meglio insomma se la signora si rivolge a loro. Stessa cosa per le alberature, perché molto spesso se sono a carattere privato di solito è la polizia locale che si occupa di andare ad avvisare, ad ammonire insomma quello che è il proprietario per il taglio. Non è che questo cittadino, indipendentemente di quelli che fanno questi atti, è una cosa proprio vergognosa, ma in base a quello che paga come tasse ha pochi servizi, poco riscontro di servizi, perché noi abbiamo i fiumi, che abbiamo sentito anche ieri cosa ha detto questo esperto, bisognerebbe iniziare a dragare i fiumi, a pulire i fiumi, perché non se ne può veramente più. Tutti fanno, alla fine lui ha detto, io da tanti anni che vedo questa situazione non è cambiato assolutamente niente. Dovremmo veramente invece, con la pericolosità del territorio e la fragilità, visto l'alluvione del 66 che ieri ha portato tutta la documentazione, perché il pericolo è dietro l'angolo e perciò dobbiamo investire. Ed è
inutile dire alla signora o all'agricoltore di usufruire di poca acqua quando abbiamo un colabrodo che sono, ecco, sì, l'impianto idrico, perciò bisognerebbe anche capire chi è. Lei ride, ma cioè, no. Cristo, noi vediamo soldi buttati, il sindaco non da voi di sicuro, ma tutti questi enti, ma non è che sono troppi, non so, tutti sti carrozzoni che alla fine non riesci a capire, anche perché sono pagati profumatamente, perciò io li invito qua, tutti fanno tutto e alla fine poi arrivano le telefonate e dicono ma su questo punto come funziona? Una volta c'era molta più, non so se mi sbaglio, però più disponibilità anche di avere più persone, ad esempio lungo il Sile c'era una barca che tagliava tutti i rami, se vi ricordate, ecco, le alghe, le portava via, era anche un amico di Mirella, mi ricordo benissimo. Poi non si poteva più fare, ecco arriva il carrozzone che risolve il problema del mondo e dopo vedete come siamo messi. Professore, anche qua l'insegnamento nella scuola, ecco l'importanza dell'educazione civica, perché è fondamentale questa. Andrebbe fatta di più, sì. sicuramente, perché su alcuni aspetti, l'ecologia, l'ambiente, non viene fatto praticamente nulla, insomma. Andrebbe fatta di più per sensibilizzare appunto i giovani. Sempre per tornare al discorso che se tu non proponi degli stimoli corretti non puoi aspettarti che loro crescano in modo corretto. Quindi sì, è responsabilità nostra in effetti. Pensate magari quei ragazzini che vedo la mamma e il papà buttare il sacchetto magari dell'immondizia, perché può succedere benissimo, oppure farli passare con rosso, tanto qual è il problema? Cioè siamo noi che siamo un popolo. Ma in effetti un bambino impara prima di tutto dall'esempio certo. dei genitori. Cioè è inutile che facciamo discorsi filosofici e dopo appunto passiamo col rosso, non ci mettiamo le cinture e loro imparano quell'esempio là. Sì. E allora cosa si può fare, professore, per far capire a questi genitori che devono essere nel pezzo? Allora io ripeto, sono genitore, ho fatto molti errori anch'io, però secondo me aver sempre in mente che quello che fai davanti a loro rimane. Quindi se tu fai male, a loro rimane male e viceversa. Se tu, il senso di responsabilità che hai è enorme, non è che hai davanti un pupazzo, insomma, hai davanti un bambino. Ma cosa che anche... dicono questi ragazzi? Ecco, quando lei, professore, interloquisce con loro, cerca di ascoltare, cosa dicono questi ragazzi? Riguardo alla vita, alla quotidianità. Allora, la parola che viene più spesso è paura. Cioè loro hanno il timore anche del futuro. Quando tu gli chiedi cosa farai, la maggior parte, una volta eravamo in un'aula magna e c'era un corso così che stavamo facendo con questi ragazzi. A un certo punto quello che faceva il corso ha detto: voi cosa farete da grandi? Qualcuno mi sa dire? Hanno alzato la mano tipo in 5-6 su 100. Cioè non c'era l'idea del futuro e questo è molto preoccupante. Cioè loro non hanno, mentre magari la generazione nostra, e ora c'era il carabiniere, l'astronauta, avevamo... il prete. Cioè, uno, però aveva in mente qualcosa, capito? Magari il seminario era che era strapieno qua a Treviso. Ma cosa? Il seminario a Treviso era strapieno. Adesso non c'è l'idea e quindi è significativa sta cosa. Se uno non ha speranza a 16 anni, quando deve averla la speranza? Sindaca, quando deve avere la speranza questi ragazzi, questi genitori che si rivolgono a lei, questi diversamente giovani, che anche quelli stiamo facendo atterrare violentemente invece che dolcemente, di chi impatti a terra, come facciamo? Allora, diciamo che i ragazzi al giorno d'oggi sicuramente hanno tanto magari rispetto a una volta e questo tanto li fa perdere a volte, quindi forse perché hanno anche più l'imbarazzo della scelta di cosa fare da grande, che non si sono ancora chiariti le idee fino alla fine, ecco. Però vedo anche tanti ragazzi che comunque si impegnano, che veramente ce la mettono tutta. Dopo ospite ha un concittadino di Carbonera che è un bravissimo ragazzo, delizioso. Matteo Criveller, e le dico una cosa simpatica, per esempio di Mignagola, che è un po' la frazione che frequenta lui con le sue sorelle. Sono andata a salutare al Grest, no? C'erano 120 bambini che hanno frequentato e 60 animatori, cioè hanno proprio il piacere di stare insieme perché vedono che c'è un bel clima e sono tutti bravi ragazzi.
Infatti li ho ringraziati tantissimo, perché il fatto di aver sacrificato un po' del loro tempo libero estivo, di andare in giro, insomma, si sono presi la briga di animare i più giovani. Ecco. Non è un sono segnale sicura questo, che Sindaco, per lei, un segnale positivo di insistere su questo? Certo, infatti bisogna creare le occasioni, sì, magari siano più durante l'estate, perché durante l'inverno teoricamente uno dovrebbe andare a scuola, magari fare sport e di tempo e dopo deve studiare, quindi più di tanto tempo teoricamente non dovrebbe averne proprio, però durante l'estate cercare, prima con delle attività di volontariato e poi, perché no, accompagnare anche questi ragazzi al mondo del lavoro, perché almeno io mi ricordo i miei anni, c'era la gara quando uno prendeva la patente di trovarsi il lavoretto. Adesso ci fa fatica a trovare personale durante l'estate, perché non c'è più nessuno che vuole rompersi le scatole, ma andare a lavorare, avere la soddisfazione di essere responsabile della propria vita, avere la soddisfazione di guadagnarsi qualcosa per prendersi quello che si desidera, deve essere uno stimolo, però questo stimolo manca. Mica vero, sono mica d'accordo, perché nei bar, nei ristoranti, nelle zone balneari, anche montane, sono tutti giovani che lavorano. Sì, certo. Sono tutti, e io quando parlo con loro mi dicono lavoro per mantenermi gli studi, perché sono veramente delle cifre, e sono tutti giovani. Allora vogliamo smetterla di dire che non è vero, che non vogliono fare niente? Allora non vogliono essere sfruttati, prima roba. Non vogliono lavorare per vivere, cioè o vivere per lavorare, hanno un'idea diversa, ecco, il lavoro, ma voglio anche vivere. Non sono più i ragazzi di una volta. Quando io sento io una volta, no, dobbiamo guardare avanti. Vedo che il professore è d'accordo con quello che dice Mirella. Gli abbiamo dato l'intelligenza artificiale, loro la adoperano già tranquillamente, sono molto più avanti di quelli che vorrebbero insegnare, tanto è vero che vanno a scuola con i compiti fatti con l'intelligenza artificiale, e hanno anche capito che è pericolosa, hanno paura. Dicono loro, bisogna loro stare attenti. Non è forse che con questo messaggio mica voglio di far più niente, no, non vogliono essere sfruttati, perché è inutile che li assumono 6 ore e poi gliene fa fare altre 4 e non li pagano. Calma, oppure prove, straprove, come è successo a Mirella, che ho chiamato il titolare, ho detto o ti pago o ti denuncio, vedi tu come vuoi metterla, perché era un mese che faceva sta prova, cioè un mese una prova mi pare anche tanta, mi sindaco. È un giovane diverso, è un giovane che vola, è grazie proprio a questa tecnologia che non possiamo togliere, perché c'è e il futuro è quella, però che va usata nella maniera corretta. Cioè tu non puoi pretendere che questo ragazzo viva solo di tecnologia. Lui la sa, l'adopera, cosa vuoi? Dimmi, ti porto dove vuoi. Sto genitore che proprio ignorante in materia dice ma mio figlio è sulla poltrona tranquillo. Sì, ho capito, ma cosa sta guardando tuo figlio sulla poltrona? O con cosa sta giocando? I genitori non sono in grado. Professore, cosa dice? No, è un giovane diverso, è un giovane molto avanti. Quello che hai detto è quello che anch'io considero verissimo, cioè i giovani di oggi hanno una consapevolezza diversa rispetto a quella che avevamo noi. Quindi di fronte a un lavoro dove tu vieni sfruttato a 5 euro all'ora per 12 ore al giorno, il giovane dice no. Ma non puoi dargli torto però, non puoi dire non ha voglia di lavorare, perché è facile l'associazione di questi non hanno voglia, ma non hanno voglia di far cosa? Di essere sfruttati per 12 ore al giorno a 5 euro all'ora. Ecco, allora su questo bisogna anche ragionare. A volte ci sono questi pregiudizi di non hanno voglia perché invece noi lavoravamo. Forse noi eravamo sfruttati e quindi accettavamo qualsiasi cosa. I giovani invece, secondo me, sono molto più consapevoli e quindi accettano se le regole sono limpide. Non che magari mi paghi 5 euro, 5 ore giuste e 5 ore così, adesso no. Stiamo toccando forse argomenti delicati, ma è questo, perché poi c'è tutto il sommerso, il nero. Allora io farò vedere un altro servizio di San Patrignano di un altro giovane che lavorano la vigna. Tutti, ma come lavorano e cosa raccolgono di uva? Ma questi lavorano veramente, ma questi hanno provato cosa vuol dire il benessere, diciamo, virtuale che riusciva a procurare la droga. Però se li metti a lavorare, la vigna mi ha salvato, dice questo ragazzo.
Allora forse non abbiamo capito niente, che forse una volta farli lavorare anche a 14 anni nella maniera giusta e corretta non è così sbagliato a mio avviso, nella maniera giusta e corretta. Però sempre, cioè non nello sfruttamento. No, nel rispetto della persona. Cosa dice Sindaco? Lei fa parte anche di un partito importante, aspetta, della Lega, aspetta perché sennò il tempo vola. Ascolta Sindaco, ma ieri sera mi sembra che cose non si andare molto bene per la Meloni, no? Accaduta con le preferenze. Ma scusate, dico io alla Sindaca, ma le sembra questo il momento a livello politico di pensare alle preferenze, a una legge elettorale, come siamo messi con le guerre alle porte? Cioè, ma vi rendete, questi pensano alle poltrone, alle preferenze, quei problemi che abbiamo noi? Ma Sindaco, mi scusi, lei fa parte di un partito che ha votato contro, sembra, perché i falchi tiratori vedremo se riusciremo a scovarli. Ma è un momento così di far saltare il governo, perché qualcuno vuole far saltare il governo e a ridere mi viene da piazza. Io rido perché a livello amministrativo si va solo per preferenze e io sono contenta di essere un amministratore. Perciò e la basta, preferenza e va basta, bene. perché quella aiuta sempre, ok? Bene, poi falchi tiratori ci sono stati da tutte e due le parti, quindi dopo due parti. lo scopriremo alla fine come andrà la storia. Le devo dire una cosa però, il mio pensiero va a quei ragazzi che non hanno proprio neanche l'intenzione di cercarlo il lavoro, perché anch'io sono stata giovane, anch'io ho affrontato il mondo del lavoro con ovviamente tutte le problematiche che ha evidenziato lei, però se un posto non funziona ne cerco un altro e quindi in qualche modo trovo la soluzione che è più giusta per quello che cerco io, però l'importante è avere la consapevolezza, avere un po' di responsabilità della propria vita. A volte i ragazzi non hanno questa necessità perché magari gli arriva un po' di più da casa rispetto a una volta. Questo è il mio pensiero. No, Sindaco, no, perché sono le leggi sbagliate. Loro fanno stage, sti stage sono sottopagati. Mi ha detto un ragazzo, Mirella, ne ho fatti 6, alla fine mi ritrovo con un pugno di mosche in mano, ma cosa mi fanno fare? Cioè, cos'è sto stage? Cos'è sta roba che non riesce a dare soddisfazione a questo ragazzo che lavora? Oppure nel momento, guardi che è capitato, io le sento le storie, Sindaca, bravissimo, falegname, appassionato di questo lavoro, finito il corso, ciao, non mi interessa più. Come non ti interesso più? Ma se ho lavorato bene, ho cercato di mettere tutta me stessa e non mi interessa più perché adesso ne prendo un altro perché i costi sono inferiori che non assumerti. Allora, Sindaca, cerchiamo anche di capire, perché bisogna anche dirlo. Professore, lei cosa dice? Per questi ragazzi non sono mica stupidi, è stage. Contratti che poi a chiamata e avanti, prego. No, è questo che dicevo prima, no? La consapevolezza diversa e il pericolo dello sfruttamento, queste sono le due cose, quindi... Cioè non è più il tempo di una volta che questo ragazzo va a lavorare per 2 euro, 3 euro, tanto è vero che fanno lavorare i fragili per quella cifra là, bene, no? Perfetto, cioè, i fragili non lavorano per quelle, ecco, cosa vengono pagati, l'ha detto la Morena Martini, perché anche in Consiglio regionale, non è che lo dice la Mirella, vogliamo smettere di pagare queste cifre a questi ragazzi che lavorano anche benissimo e che fanno i lavori perfetti, cioè c'è tanto da fare, altro che far cascare il governo, Sindaca, qua veramente bisogna che veramente tutti quanti riusciamo a capire che gli abbiamo delegato di fare il bene dell'Italia e non i propri interessi, mi pare che qua le robe sia di andare da un'altra parte. Come ci saluta, Sindaca? Allora, Mirella, intanto ringrazio te per questo impegno quotidiano di questa trasmissione che sono sicura tiene compagnia a tante persone, quindi ti faccio i complimenti e spero insomma che anche queste riflessioni di oggi in qualche modo aiutino tutti quanti a pensarle in maniera diversa. Che è importante. Allora, prima di chiudere però andiamo a vedere il banco alimentare. I numeri aumentano sempre di più perché purtroppo i soldi non bastano, abbiamo famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno e vengono a prendere la borsa della spesa. Cresce la povertà anche nella Marca e sono i numeri del Banco Solidale a confermarlo. Noi abbiamo una famiglia molto grande e aiutiamo più di 450 persone in tutto.
Che significa ogni settimana 450 borse della spesa dove dentro c'è sempre un po' di tutto, anche verdura fresca, prodotta sugli orti sociali all'interno del Parco della Storga. Questi orti ci permettono di raccogliere la verdura per il banco solidale e il terreno produce molte zucchine, citrioli, pomodori. Cerchiamo anche di seminare delle cose che vanno molto via e che piacciono a tutti. In realtà sono i trevigiani, in particolare quelli avanti con l'età, quelli che apprezzano meno la verdura fresca, ma anche la frutta. Le persone straniere amano la verdura, molta verdura, un po' meno la frutta, ma meno la carne, ad esempio a loro non interessa più di tanto, mentre noi è un po' faticoso dare frutta e verdura, non c'è niente da fare, specialmente i nostri anziani. Le volte dobbiamo insistere anche perché hanno bisogno di acqua, la frutta e la verdura contiene molta acqua, perché bevono poco e mangiano poca verdura e frutta. Verdura che al banco del Sant'Artemio arriva decisamente a chilometro zero, coltivata in una catena di solidarietà anche da chi convive con la disabilità. Cosa significa insomma questa attività all'aria aperta? Libertà, vivere sereno, senza stress soprattutto, che è la cosa più importante, lo stress. Sole e aria. Cosa significa produrre queste cose che poi vanno ad altri? Cioè, è la natura che insieme con l'uomo cioè, uno è sereno quando fa sto lavoro, non è stressato. Però saperlo che diventa, diciamo, utile ad altri? No, ma quello non ci pensi, lo fai e basta. Oltre alla meccanica, coltiva anche l'orto, controlla l'orto perché è importante soprattutto la bellezza della natura. Io sono sicura, professor Furlanetto, che la cultura e la bellezza salverà il mondo e come me ce ne sono altri che pensano questo. Bisogna investire sulla cultura, bisogna investire su questo serve. Prego, professore, come ci saluta? Con queste parole che hai detto tu, sicuramente la cultura. Aggiungerei anche la musica, essendo musicista. E come va con la musica? No, la musica è sempre terapeutica, aiuta sempre. Ma come mai nella scuola si fa così poca musica, professore? Perché non c'è questa cultura. Ma una volta c'era l'ora di musica. Era di più, sì. Vero? Era di più. Adesso è proprio praticamente sparita. È brutta questa cosa qua, sì. Avete capito perché i ragazzi sono così, certi ragazzi, e magari sono anche di creativi, chissà. Giulia da Venezia, poi andiamo in pubblicità. Vai Giulia! Sì, Mirella cara, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, anche i tuoi ospiti cari che hai là. Allora Mirella, sì, visto che hai fatto vedere il banco che oggi ce l'hai, è mercoledì. Sì. Sì, con tutte quelle famiglie che hanno bisogno di aiuto. E visto che c'è anche la sindaca, la signora sindaca, volevo dire Mirella, tu hai detto, ma mi sembra questo il momento di parlare della legge elettorale, che abbiamo la guerra alle porte, no, solo una, c'è il Medio Oriente incendiato da due dittatori. E allora Mirella, volevo dire, noi Italia, no, c'è tanto soprattutto più soldi per armi dell'Ucraina. E sono sempre stata contro perché ho detto se l'Italia restava neutra noi potevamo aiutarli con aiuti umanitari. Ma dopo 4-5 anni, Mirella, noi ci siamo spolpati per dare quei soldi là e non si vedono risultati perché hanno intenzione che l'Ucraina vinca con la Russia, ma allora sono dei bei dementi se pensano che la Russia possa perdere con l'Ucraina. E stiamo buttando via soldi e soldi e soldi per le armi. Non vedono che abbiamo bisogno anche noi italiani di tante cose che dobbiamo rinunciare. E allora Mirella, pensano alla legge elettorale, intanto hanno preso un bello schiaffone ieri, perché insomma le preferenze, Mirella, ci vogliono, dopo mettono quelli che vogliono loro. Hai visto che bei ministri che hanno scelto, uno peggio dell'altro. Mirella, guarda, io dico solo quello che fai tu, Mirella, perché aiuti tante famiglie, ma loro non si rendono conto di come vivono le famiglie,
Pensa che io ho quasi perso tutta la pensione di mio marito perché prendevo 1.200.000 delle vecchie lire, poi siamo andati in euro, sono stati dimezzati, adesso con quello che costa la spesa, la vita, Mirella, quanti sacrifici dobbiamo fare? Mi sono fatta anche ieri una puntura da mia sorella, ogni 15 giorni devo fare il calcio per le ossa e me la devo pagare, Mirella, le devo pagare 50 euro di 6 fiale e tu non sai cosa ho speso per le terapie, ma si rendono conto quelli che sono là a Roma che la gente è stanca, basta, si devono sedere a un tavolo, se non vuole dare quello che è della Russia, che stiano lì, che si bruciano, che si bastonino, che facciano quello che vogliono. Mirella, ti ringrazio per tutto quello che fai tu, Mirella, e per quello che fanno là a Roma. Io non lo so, li mando in quel paese. Vi saluto tutti, vi ringrazio. Ciao Mirella per lo spazio che mi hai dato e per quello che fai. Ti voglio bene, Mirella. Ciao cara, ciao. Ciao Giulia cara. Vedi Giulia, mi permetti di ringraziare invece tutto il mondo del volontariato, veramente siamo in tanti anche oggi, tutti i giorni, che cercano di mettere la famosa goccia nell'oceano. Io non finirò mai di ringraziare le parrocchie, l'associazionismo, veramente siamo tanti. Il problema è che siamo tutti divisi, ognuno col proprio orticello, non riusciamo a fare squadra. Pensate quanto potremmo aiutare se riuscissimo a metterci assieme, a far capire l'importanza della squadra, e si fa molta fatica, Giulia, però ci siamo, l'importante è che ci siamo, un passetto alla volta vedremo. Io sono molto fiduciosa con i giovani, non c'è niente da fare, io punto là e speriamo, io ne ho parecchi agli orti sociali. E veramente devo dire che poi con Fulvio che gli intriga, sa sindaca, quella bambina che ha detto a Fulvio, 5 anni, ma come mai tu non hai le dita? E lui l'ha guardato e ha detto, guarda che sei tu che ne hai troppe. E si è guardata la mano e ha detto, guarda, eh sì è vero, posso dartene uno? Cara. Cioè, ecco il bambino che non vede la fragilità come una cosa che dà fastidio, ma come una curiosità. Come mai tu non hai le dita della mano? Poi non gliel'ha spiegato nessuno. Cos'è la fragilità nella scuola? Chi la spiega? Il diversamente agile. Noi abbiamo fatto una mostra, prego professore. No, volevo soltanto finire il discorso dicendo, noi per esempio alla scuola nostra, che appunto è un professionale, abbiamo organizzato dei laboratori, uno musicale e uno di lettura e ascolto con ragazzi con disabilità, che sono dei laboratori bellissimi dove loro si divertono e però allo stesso tempo si avvicinano a questi due ambienti, cioè la musica e la lettura, pur all'interno di un professionale, quindi volendo, e lo facciamo col cuore sta cosa, divertendoci anche noi, no? Come insegnanti di sostegno. Certo. Però questa cosa è una piccola, anche questa goccia, e che però ha un valore, insomma, no? Perché ha un... Sì, professore, ma come mai si fa così fatica a inserire la lingua dei segni? Perché per le fragilità sarebbe veramente eccezionale. Questo insegnante di sostegno che dovrebbe capire, noi abbiamo Lisa, appunto, questa ragazza che cerca in tutte le maniere di essere inserita anche nel lavoro, ma con la lingua dei segni non si va da nessuna parte. Perché è difficile impararla? Cioè ci vuole una formazione, non è una cosa che impari, cioè è proprio un linguaggio. Abbiamo anche Ca' Foscari a Venezia che con la lingua dei segni, sì. Certo. L'ufficio scolastico della provincia non sapeva neanche che c'era Ca' Foscari, poi sua mamma ha bussato e ha detto ma davvero? Capisce il professore che non si può, perché Lisa non riesce a essere inserita nel lavoro, a lei piace la pasticceria, i dolci. E come si fa a inserire Lisa, nonostante abbia questa possibilità di lavorare con la lingua dei segni, come la mettiamo? Una volta le maestre ce la insegnavano, professore, la lingua, faceva anche questo la maestra una volta. Anche no, tanto per capire come funzionava una volta. E più di qualcuno si ricorda, come mai non si va avanti su sta storia, professore? Cosa c'è? È una difficoltà tecnica proprio, cioè è una vera e propria lingua, quindi presuppone una preparazione, una formazione, va fatta. Che può essere utile a tutti, perché anche uno che si ammala a volte, ma la lingua dei segni non riesce a parlare, può aiutarti. Sindaca, non è che dobbiamo investire magari anche su questa lingua? Sicuramente è una delle disabilità più difficili, tra l'altro ho conosciuto la mamma di Lisa e ci ha spiegato quello che è la solitudine in cui vive, ecco, quindi mi auguro che in qualche modo anche questo possa essere un gap colmabile con dei corsi, soprattutto all'interno delle scuole, perché ovviamente pensate ai problemi che abbiamo
E qui si parla di legge elettorale, di poltrone, preferenze. Vabbè, andiamo avanti, noi siamo speranzosi, i nostri giovani sono il nostro futuro e anche per accompagnare gli anziani diversamente giovani, come li chiamo io, ad atterrare più dolcemente. Grazie, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Ringrazio altri due ospiti, abbiamo vicino l'avvocato Antonella Tocchetto, grazie di essere qui. Grazie dell'invito. Avvocato, grazie. Abbiamo il professor Matteo Criveler, buongiorno. Perciò parleremo ancora di giovani, di questi ragazzi, di questi esempi negativi invece che i positivi. Invece Matteo Criveler è un esempio positivo, ad esempio di giovane, professore. Ecco, e partirei proprio da Matteo Criveler. Allora, questi giovani, questi cattivi esempi, non hanno voglia di far niente, io invece sono dell'idea che intanto vogliono essere pagati nella maniera corretta, cioè lo sfruttamento non esiste più per loro, non lavorano solo per vivere ma vivono per lavorare un po' e un po', perché hanno un'idea diversa. E soprattutto siete molto più avanti di quello che pensa qualcuno. Basta vedere con l'intelligenza artificiale, andate già a scuola con i compiti preparati con l'intelligenza artificiale e qualcuno sta cercando ancora di farvi capire come funziona. Ma quello che mi ha colpito, professor Criveler, è che questi ragazzi che ho ospitato hanno dichiarato che hanno anche paura dell'intelligenza artificiale, che è pericolosa. Cioè siete molto più avanti di quello che qualcuno pensa a casa. Prego, professore. Certo, sicuramente l'intelligenza artificiale è un tema molto attuale, molto importante, da trattare con i guanti bianchi, come si dice. Noi a scuola lo iniziamo a sdoganare fin dai primi anni delle classi superiori, proprio perché ormai ce l'abbiamo a portata di mano con il telefono, si possono fare gli abbonamenti premium per avere e sbloccare più funzionalità. Di conseguenza è uno strumento alla portata di tutti e anche con pochi euro si riescono ad ottenere dei vantaggi veramente importanti. Chiaramente questo spaventa molto, perché soprattutto anche poi nel mondo del lavoro dobbiamo essere molto attenti a come andiamo a utilizzare l'intelligenza artificiale in modo che ci possa essere di supporto ma mai a sostituirci, perché altrimenti molte professioni rischierebbero anche di scomparire, in quanto con l'intelligenza artificiale si potrebbero andare ad automatizzare moltissimi processi che adesso sono comunque in capo a del personale che è dotato però di un cervello e di una sensibilità umana che il computer questo non potrà mai sostituire. Quindi sicuramente uno strumento potentissimo da utilizzare con cura, con consapevolezza, ed è questa un po' la sfida che abbiamo, soprattutto anche con la materia di educazione civica nelle scuole, di riuscire a trasmettere ai ragazzi l'importanza della consapevolezza nell'utilizzo di questo strumento. Allora, i ragazzi però, molti ragazzi intervistati hanno detto che forse il cellulare dovrebbe essere consegnato dopo i 14 anni, dai 14 anni in su, perché hanno capito la pericolosità di questo strumento. È così pericoloso oppure bisognerebbe accompagnare questo ragazzino che sta crescendo, perché inizia a 4 anni con i giochetti, cioè non è che dopo è colpa del ragazzo, a capire che forse va accompagnato perché è una bomba a orologeria questo strumento terribile? Allora sicuramente è così, lo strumento proprio anche per una conformazione di luce dello schermo per esempio nei bambini piccoli, soprattutto quando viene utilizzato come babysitter, passatemi il termine, cioè i bimbi vengono impegnati con un video affinché i genitori o chi è con loro possa riuscire a fare altro, no? E non dedicarsi completamente con l'attenzione a questo. Sicuramente questo non va bene, proprio per uno sviluppo anche biologico, fisiologico del corpo. Dopodiché con la crescita dalle elementari alle medie fino ad arrivare alle superiori, chiaramente ormai l'utilizzo del cellulare è diffuso su larga scala, è difficilissimo trovare queste mosche bianche, no? Che molto spesso a volte si trovano anche in difficoltà. Non tanto per un aspetto magari didattico, dove comunque l'insegnante è tenuto a tutelare la presenza o meno di uno strumento o a fornirlo grazie all'ausilio della scuola, magari di dotare un computer incomodato d'uso, ma quanto perché molto spesso magari i ragazzi si trovano esclusi da certi gruppi di amicizie o da appuntamenti che si danno sui social per giocare, per videochiamarsi o quant'altro. Quindi dobbiamo veramente, diciamo così, mettere un punto, capire bene quali sono anche i rischi legati proprio alla salute, quindi qui magari gli esperti ci possono aiutare in merito con degli studi e delle evidenze scientifiche, e poi recuperare un po' anche
quello che può essere l'attenzione in classe. Quindi per esempio negli ultimi anni scolastici ormai anche nella nostra scuola al Planck di Lancinigo abbiamo adottato la politica della consegna del cellulare in delle cassette apposite, in modo che siano anche sicuri, perché ormai i cellulari hanno un valore anche di migliaia di euro e quindi giustamente devono anche essere tutelati per il valore che hanno, affinché non sorgano problemi di rotture accidentali e quant'altro, in modo proprio che i ragazzi recuperino, soprattutto durante la ricreazione o i cambi dell'ora, la bellezza di stare assieme con i compagni, di chiacchierare, di scambiare due parole, di guardarsi negli occhi e far trasparire delle emozioni, l'amicizia che può nascere, altri legami che si creano con compagni più o meno di altre classi. Quindi questa è una sfida che stiamo affrontando anche come docenti, perché non è semplice anche la gestione, no, di questo nuovo incarico di sorveglianza anche di questi dispositivi che, come dicevo, hanno sicuramente un valore e rischiano di diventare anche un problema nel caso succedesse qualcosa, però abbiamo visto fin da subito un effetto positivo. Sicuramente i primi giorni magari c'è stato un po' di scetticismo da parte dei ragazzi, o hanno trovato 1000 scuse, devo avvisare a casa che sono arrivato, cose del genere, però poi si è visto veramente il ritorno alla socialità, allo stare insieme in ricreazione, al condividere un cracker piuttosto che una bibita assieme e a scambiarsi due parole e soprattutto a guardarsi negli occhi, non più testa bassa sullo schermo. Molto chiaro, e grazie a Matteo Criveler per aver fatto capire qual è anche l'altra faccia della medaglia della scuola, dell'insegnamento e del ragazzo. Mentre con l'avvocato Antonello Tocchetto, quello che abbiamo assistito ieri sera a questo tonfo che ha avuto il governo, e soprattutto la mia preoccupazione, ma è la preoccupazione di molti, che nell'agenda del governo italiano non ci sia i problemi delle persone, i servizi alla persona. Cioè, in un momento così terribile che stiamo vivendo, con guerre alle porte, soprattutto con la mancanza di liquidità da parte di famiglie, 8 milioni di poveri, non so se qualcuno riesce a capire, il problema sono le leggi elettorali, preferenze, poltrone. Ma vi sembra questo un momento di far vacillare il governo? Ma cosa sta facendo la politica? Avvocato Tocchetto, mi sembra che veramente siano andati fuori di testa, ma è un momento questo di mettere in crisi un governo? Prego, avvocato. Allora, la domanda è molto suggestiva, nel senso che indubbiamente ogni governo poi vuole fare la propria legge elettorale per garantirsi. In questo caso qui le leggi elettorali dovrebbero sicuramente essere frutto di un dibattito ampio di tutte le forze politiche, perché riguardano strumenti che i cittadini poi utilizzano per mandare i loro rappresentanti al governo e a fare delle leggi. È una questione che ovviamente di caduta per un voto all'interno della maggioranza, quindi è un problema che la maggioranza deve controllare, e quindi la Meloni sicuramente in questo momento qua come Premier non è riuscita ad avere il controllo dei suoi voti. Indubbiamente il centro-sinistra che cosa può fare? Può solo dire: noi quella legge mai l'avremmo sostenuta e andiamo a elezioni, perché di fatto se il governo cade su un principio molto importante vuol dire che una maggioranza certa non c'è. Ma tutta questa vicenda comporta il fatto che l'Italia in questo periodo storico molto lungo, perché cominciamo a parlare dal prima anche del Covid 2019, ha tutta una serie di questioni economiche che hanno indebolito non solo i poveri, che purtroppo sono rimasti poveri e sono diventati ancora più poveri, ma la cosiddetta classe media, che una volta faceva meno fatica e adesso non riesce a pagare l'affitto. Parlo di persone che hanno magari stipendi regolari, bassi se vogliamo, 1.400-1.600 euro, hanno dei figli da mantenere e fanno fatica con le bollette e con l'affitto di tutti i mesi. Questo è uno specchietto d'allarme molto molto complicato, perché non è solo una questione italiana, ma vediamo che anche in America, che prendiamo sempre un po' come esempio, la classe media sta perdendo consenso, terreno. Si stanno arricchendo sempre di più. Io sono di quelle, ad esempio, che dice: a prescindere che Trump abbia problemi personali, non è quello che mi riguarda, io lo giudico come capo dell'America. In questo anno qua lui e i suoi accoliti
che vuol dire parenti e vicini politicamente, hanno guadagnato 2 miliardi di dollari. Sono cifre incredibili, cioè i ricchi diventano sempre più ricchi e la classe media si abbassa sempre di più, creando questa divergenza dal punto di vista economico tra le classi sociali che in Italia è ormai evidentissima. E quindi quando un Parlamento, che in questo momento qua possiamo dire, perché lo consente la legge elettorale, di eletti, cioè eletti senza le preferenze ma che vengono nominati dai capi di partito, sono sempre più distanti dalle persone che richiedono invece a chi risiede in Parlamento delle leggi serie, e quindi non vanno più a votare. Quando un paese ha il 40% delle persone che vanno a votare e diventa sempre più basso, non solo dal punto di vista delle elezioni politiche ma anche quello dei comuni e anche quello della regione, vuol dire che proprio c'è un divario pazzesco, e il divario, attenzione, è sempre pericoloso. C'è poi da dire un'altra cosa, cioè al di là delle questioni delle leggi elettorali, il Partito Democratico, ma anch'io, sono sempre stata per le preferenze, però le preferenze spesso penalizzano le donne. Allora, non c'è tanto da studiare, basta trovare un criterio dove i tetti di spesa per le campagne elettorali devono essere chiari e definiti non nei 45 giorni, perché attenzione, il giochetto qual è? Io so che sarò candidato, inizio a spendere tutto quello che posso, la rendicontazione di quello che deve essere speso, perché anche adesso ci sono i tetti di spesa, deve partire con il committente elettorale dal giorno di apertura dei comizi, 45 giorni prima. Allora se io prima spendo 100.000 euro e magari come uomo ho più facilità ad averli, e poi in quei 45 giorni là rispetto le norme di legge e spendo il tetto di spesa di 35.000 euro, capite che per le donne è molto più complicato. Allora bisognerebbe anche trovare un correttivo da questo punto di vista qua. Però chiudo dicendo, in questo momento qui il Parlamento sembra dimenticare le reali situazioni di difficoltà del cittadino medio, e questo comporta che c'è sempre più sfiducia nella politica e nei partiti. Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella. Buongiorno. E buongiorno anche agli ospiti. Io non capisco una cosa. Noi abbiamo un ministro della difesa e un ministro della salute, della sanità. Il ministro della difesa tutti i giorni lo sentiamo per telegiornale, per televisione, ha bisogno di miliardi perché bisogna che ci armiamo. Io non ho capito, armarsi da chi? Ma chi? Ma io sto aspettando una visita, è già 5 mesi che aspetto una visita, io mi devo curare, ma non c'è posto. Ma allora dico, ma io vorrei chiamare il ministro della salute. Dov'è? Che fine ha fatto il ministro della salute? Perché tutti i giorni mi guardo Crosetto che chiede miliardi e noi italiani che ci dobbiamo curare? Io cos'è che faccio? Io mi affitto un carro armato e poi vado a prendere a posto in ospedale, perché se è vero che bisogna che ci armiamo, bene, datemi un carro armato e io vado in ospedale col carro armato. Cioè, ma questa metodologia italiana, che praticamente bisogna sottostare a certi sistemi, perché c'è le aziende delle armi, sono quelle che devono lavorare adesso. C'è la Germania che sta lavorando per le armi e noi stiamo sborsando miliardi per aiutare la Germania, che la Germania era in crisi, a fare armi per chi? Per la nostra difesa. Ma Mirella, io non ci capisco una cosa, ma se io ho bisogno di curarmi, da chi mi devo difendere? Dai miei governanti o da chi? Buongiorno e grazie. Grazie Antonio, fa piacere aver sentito anche le telefonate questa mattina delle persone da casa. Professor Criveller, lei cosa dice rispetto alla politica, voi giovani, come vedete la politica? Ha sentito cosa ha detto l'avvocato Pavanetto, ecco le voci che arrivano, ecco come vedete voi la situazione politica? Ne parlate? La politica la sentite vicina oppure lontana dai vostri obiettivi? Allora, sicuramente
siamo in un periodo storico complesso, come diceva l'avvocato prima, al di là poi anche degli orientamenti politici di ognuno. Sicuramente per i giovani, soprattutto quando si avvicinano, no, alla maggiore età e quindi possono finalmente andare a votare ed esprimere la propria preferenza, noi cerchiamo a scuola di dar loro qualche linea guida. Ne trovano tantissime su internet, purtroppo più o meno veritiere o più o meno circostanziali, però ecco, diciamo il fatto di andare a esprimere il voto, almeno come prima volta, è sentito. Poi lo vediamo dai dati, lo ricordava appunto anche l'avvocato prima, abbiamo una grandissima percentuale di astensionismo e quindi questo sicuramente va a dire tantissime cose, il divario è pericoloso, come si diceva prima, e questo, diciamo, nella fascia dei giovani si divide secondo me in due parti. Chi comunque la sente un po' per la famiglia in cui magari è cresciuto, in cui magari i genitori sono stati impegnati in politica, lo sono attivamente, o comunque tengono anche a tramandare l'importanza di andare a votare, questo diritto fondamentale che è stato acquisito e consolidato con molta fatica anche nel corso degli anni. Altre volte invece magari i ragazzi sono lasciati più a una decisione autonoma e quindi qui magari senza una guida sicura un po' si perdono, nel senso che diventa magari un po' la moda, no? Vado a votare, posto la storia su Instagram con la tessera elettorale, ho espresso il mio voto, però poi finisce qui. Quindi sembra quasi un lo faccio per poi mostrare agli altri di averlo fatto e non proprio per una presa di coscienza dell'importanza che ognuno di noi ha nel poter dare un giudizio. Eppure, professore, il referendum ha vinto il no e dicono che ha vinto il no grazie ai giovani che hanno cambiato, che hanno sentito questo problema, questa necessità di esprimere. Sono dei pilastri fondamentali dove io mi sento intrigato in qualcosa che devo dire la mia. È vero che questo voto è stato il voto dei giovani a cambiare? Allora, sicuramente anche il referendum, anche come proprio composizione, no, del voto, quando io vado a votare alle politiche, alle regionali, alle comunali, con anche il fatto di poter esprimere le preferenze in determinati contesti, molto spesso magari i giovani sono un po' più spaventati perché magari non conoscono i nomi delle persone, non conoscono magari a fondo, no, quelli che sono anche le ideologie di partito o la storia che questo partito ha alle spalle e perché è arrivato fino a questo punto, oppure molto spesso vediamo e assistiamo anche dei cambi di casacca, con magari anche delle personalità abbastanza note nel territorio o comunque sui social, che sono secondo me per i giovani lo strumento più a portata di mano per riuscire a conoscere, capire e parlare di politica. Mentre per quanto riguarda la votazione sul referendum, era una votazione, diciamo così, più scientifica, no? Non c'era da dover conoscere le persone, i partiti, queste cose qui. Io leggevo, prendevo consapevolezza di quello che era scritto, mi potevo informare e poi era, diciamo così, un voto sì-no. Non vado a dover esprimere una preferenza, a dover fare un ragionamento dietro, a capire magari a volte alcune dinamiche che si vengono a creare. Scusi professore, perciò lei sta spiegando che il giovane si esprime nel momento che conosce, che capisce, se no fa fatica? Sì. Secondo me sì, come penso sia un po' anche l'istinto, no, dell'uomo. Quando non conosco, il fatto di non conoscere mi spaventa un po', no? Perché non ho la certezza di quello che sto facendo e quindi ecco, credo che nel referendum, dove appunto la cosa è molto più scientifica, vogliamo chiamarla così, chi ha interesse di informarsi e vuole essere certo al 100% di quello che sta facendo ne ha più la possibilità. Avvocato, come commenta le parole del professore? Condivide? Sì, condivido perché i quesiti, se sono semplici, è molto più chiaro affrontarli, al di là del referendum sulla Costituzione recentemente fatto, ma se ricordate quello dell'acqua, vuoi l'acqua pubblica o no, è molto semplice, quesito facile. E quando ci sono le campagne elettorali per le politiche la cosa è molto più complicata. Non solo è complicata, ma ci sono anche queste contrapposizioni forti politicamente. Tu non hai fatto quello, tu non hai fatto l'altro, e spesso nei dibattiti politici non si capisce qual è il vero programma su quale si fa. Vogliamo il diritto alla casa per tutti o non lo vogliamo? Vogliamo, giustamente ha ragione lui, il diritto alla sanità per tutti o no?
Vogliamo che ci siano meno guerre o no? Non è facile, i programmi elettorali sono molto più complessi e quindi un po' la fatica a leggere, un po' la fatica ad informarsi, perché è vero che adesso la sollecitazione tra le televisioni, i giornali e gli strumenti elettronici, una persona ha molte più informazioni e anche e soprattutto un giovane rispetto a quello che poteva avere 50 anni fa. Però filtrare le informazioni è molto più complicato se non hai le capacità di fare sintesi o se non sei interessato al programma o al problema. Sarebbe veramente da investire nei programmi elettorali dicendo: noi siamo per avere più giovani, ma in realtà noi dobbiamo dare delle risposte ai giovani, che sono un diritto allo studio, un diritto a un accesso al lavoro ben retribuito, cioè con questo non significa che se sono apprendista devo già prendere somme importanti, ma almeno che mi sia riconosciuto il lavoro. Non posso mantenermi a 30 anni, magari finito gli studi, con una laurea e a fare in bicicletta nelle ore calde il rider per portare da mangiare a 4 euro all'ora, perché significa che non valorizzo nemmeno chi ha studiato, chi si è impegnato. Quindi programmi più semplici politicamente, forse anche nei dibattiti televisivi o nei giornali ci dovrebbe essere più attenzione alle questioni reali che devono interessare il cittadino. Poi devo dire, prima faccio solo una battuta rispetto a quello che diceva il professore, questo strumento, il telefono, è importantissimo, però bisogna saperlo usare, così come l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale noi ormai negli studi legali la usiamo da anni, ormai da un anno siamo tutti abbonati, però io ad esempio se metto un atto e non ho le conoscenze giuridiche che ovviamente ho come avvocato, l'atto che mi fa l'intelligenza artificiale per i 3/4 è sbagliato. Applicazioni di norme magari già superate, mi dà però una traccia che mi sgrava il lavoro. Ecco, bisogna che lo strumento del telefonino e dell'intelligenza artificiale venga data agli studenti e ai giovani come una vera opportunità, ma dove l'uomo deve essere sempre protagonista. Fabio da Spinea, vai Fabio. Buongiorno a tutti, cercherò di essere breve anche se le cose sarebbero molteplici. Riguardo il discorso del signore che ha parlato della politica, di programmi, quelle cose là, è un discorso un po' ampio, perché ormai i programmi che fanno i partiti, sia destra che sinistra, perché ormai non c'è più differenza, diciamocelo, se non vengono mantenuti la gente perde la fiducia, 1. 2, ormai i politici adesso sono politicanti, che è diverso da far politica. Politicanti vuol dire che si fanno i loro interessi, perché vivono su un grattacielo di vita più alto di quello che vivono le persone normali. Chi vive su un grattacielo più alto non può sapere i problemi che vivono le persone tutti i giorni e fare le leggi, in qualsiasi siano, sulla sicurezza, sul lavoro e su tante altre cose. Non possono farle perché non sanno la vita di tutti i giorni. Poi c'è un altro discorso, molto breve comunque. Parliamo di sicurezza e di tutte queste cose qua, di tribunali, di cose del genere, di giudici. Perché i giudici non hanno una responsabilità di quando sbagliano una causa di danni che creano una persona, si fanno un'assicurazione privata loro e devono sempre invece pagare i cittadini? Perché in ultima cade sui cittadini. Perché i studi legali vincono o perdono? Loro vincono sempre, anche se portano il cliente avanti con una cosa giusta e corretta, che sanno che hanno ragione, alla fine c'è un giudice che sbaglia, c'è uno che trascrive un atto che sbaglia. Il cliente deve sempre pagare, l'avvocato, studi legali tirano i loro soldi, i giudici tirano i loro soldi e va sempre avanti così. Va bene, questa è una cosa molto veloce, va bene. La sicurezza di forze dell'ordine non conoscono, sono inadeguati, non conoscono niente sulle regole. Quando intervengono creano più problemi di quelli che devono risolvere. Okay? Io parlo per esperienze personali, non parlo per sentito dire. Okay? Potrei dimostrare tutto quello che sto dicendo. Parliamo di politica. La politica, va bene, deve far politica chi ha esperienza di far politica. Non dobbiamo fare scuola di politica, come ha detto Salvini, la gente giovane per fare scuola di politica, perché non hanno mai lavorato in vita sua, non sanno i problemi che ci sono. Politica deve farla una persona che ha 40 anni di lavoro sul settore che ha fatto lui, e che dà la sua esperienza a un certo punto di vita allo Stato.
retribuito naturalmente, non con questi stipendi che ci sono adesso, non con tutti i senatori a vita, non con tutto quello che ci va dietro, che la crisi in Italia è dovuta a queste persone qua, va bene? A queste persone qua, se c'è il diverbio di gente miliardaria e di gente che non riesce a arrivare a fine mese, non è perché la gente non riesce a arrivare a fine mese. Uno che prende 1.500 euro al mese, che deve affrontare per dire una causa legale, ti presentano fatture di 7-8 mila euro, come fai a vivere? Come fai a affrontare una cosa se hai ragione? Devi lasciar perdere anche se hai ragione. Cioè c'è un diverbio eccessivo. Poi un'altra cosa ancora, tutti si chiedono perché quando fanno le interviste sulle scuole, queste persone, bambini, giovani delle medie, no? Che tutti 8 su 10 bambini, ho sentito poco tempo fa, dicono che vogliono far parte di una baby gang o di qualcosa di questo genere qua. Vogliamo credere che siano nati tutti quanti delinquenti, siano tutti sballati di testa, hanno tutti problemi familiari che i genitori non sono capaci di educarli o cose di questo genere? Io non penso così. Io so perché c'è questo problema qua e penso dovreste saperlo anche voi, dubito ma dovreste saperlo. Manca lo Stato. Lo Stato non ti dà garanzia della pena certa, ok? Non ti dà garanzia di punire una persona perché, torno a ripetere, parlo per esperienze personali, va bene? Perché mandano i processi in prescrizione, ok? Anche di cose penali gravi, non hanno la certezza del reato. Quindi i bambini giovani che vedono queste cose qua vanno in cerca di una sicurezza, di una copertura, vogliono essere protetti. Se manca lo Stato vanno in cerca della protezione da un'altra parte, sbagliato o giusto che sia. La gente che fa politica non ha capito questo perché non vive i problemi della gente tutti i giorni. In televisione dovete portare la gente, non dico eccessivamente io, come me, che ha problemi che vive tutti i giorni di politica, di giustizia e di altre cose di questo genere che non vengono portate alla luce. Non vengono portate alla luce perché sono sempre le stesse persone che parlano e dicono sempre le stesse cose. Potrei parlare anche di adesso del sindaco Venturini che è andato su a Venezia, potrei fare un tema su questo discorso qua, va bene? Con i problemi che ho io a Marghera di certe cose lavorative, potrei fare un tema di Brugnaro, facciamo un tema su Brugnaro? Perché nessuno mi fa dire le cose come sono realmente? Grazie Fabio, molto chiaro. Adesso andiamo avanti, sentiamo le risposte. Allora, professore, come rispondiamo a Fabio? Ha messo tanti temi nel tappeto, prego. Ha messo veramente tanta carne al fuoco e veramente io credo che, come dice lui, il fatto di vivere in mezzo alla gente, vivere i problemi quotidiani sia la base, nel senso che anche nel mondo del lavoro, lo insegniamo anche a scuola ai ragazzi, non si può pensare subito di poter arrivare a ruoli dirigenziali di responsabilità senza conoscere a fondo la materia di cui stiamo trattando. Quindi quando dice bisogna avere l'esperienza, no, per andare a parlare di certe tematiche o di mettersi al servizio dello Stato, io credo che una base, un fondo di verità sia assolutamente innegabile in questo ed è un po' una sfida questa, anche essere presenti nel territorio assieme ai ragazzi, fargli vivere delle esperienze importanti anche per capire un po' come gira il mondo al di fuori. Sono stato 2 settimane fa con un gruppo di 15 ragazzi in Canada e in Turchia. Abbiamo visto delle realtà culturali e anche proprio di educazione scolastica diverse dalle nostre, migliori o peggiori, questo poi aspetta all'opinione di ognuno, però è importante anche far vivere loro delle nuove esperienze, delle nuove avventure, proprio per capire quali possono essere anche altre opportunità, altri modi di pensare, di vedere le cose, perché molto spesso basta magari porsi da un altro canto per riuscire a vedere una soluzione che è sotto gli occhi di tutti, ma magari viene sempre scartata perché si è sempre fatto così. Queste 2 esperienze sicuramente gli aiutano a crescere. Qualcuno di loro ha fatto 18 anni in Canada, quindi un'esperienza che ricorderà per tutta la vita, però sicuramente ricordarsi sempre da dove si è partiti e da questo punto di partenza inizia poi una scalata verso quella che può essere anche una responsabilità più sociale, più civica e più di servizio verso gli altri. Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora io vorrei dire all'avvocato Tocchetto una cosa importante. Allora, qua, dottoressa Tocchetto, qua le cose si stanno mettendo male col popolo italiano, ok? Fra Amaranza, fra gente che ammazza quello, Tizio che ammazza Caio, e una volta è avanti così.
qui si va a finire proprio che ci sarà una guerra civile tra persone povere con quelle ancora più povere. Il motivo è semplice. Allora, io vorrei dirle questo. Come mai voi avvocati, quando succede un delitto efferato, diciamo un signore uccide la moglie e questo e quell'altro, oppure anche fra persone, difendete il carnefice? A me veramente è una cosa aberrante, perché se la legge, adesso io non lo so come funziona, ma io se fossi un avvocato mi rifiuterei a priori a difendere un assassino o un delinquente, ok? Non solo perché come avvocato ci metto la faccia, ok? Ecco, ma il giorno dopo mi possono dire: ma con che faccia lei va in giro a difendere cose che ha difeso un assassino o un delinquente? Questo vorrei capire, il motivo per cui gli avvocati si abbassano così tanto, invece di andare a difendere la povera vittima, difendono anche il carnefice e lo difendono anche abbastanza bene. Ecco, va bene, attendo vostre risposte, buona giornata. Grazie a Maurizio. Ecco, per rispondere a Fabio che diceva bisogna far parlare le persone, è quello che faccio io tutte le mattine e mi sembra che do anche abbastanza spazio per esprimere le proprie idee e fare proprie riflessioni. Non penso che tutti facciano questo e che lasciano questo campo molto largo, campo largo, vero? Ne sappiamo qualcosa del campo largo, alle persone a casa, perché è giusto sentire anche quello che hanno da dire. Devo dire la verità che mentre la politica, avvocato Tocchetto, abbiamo i 5 sensi ma manca il buon senso, manca l'altro senso, ai cittadini invece il buon senso lo sentiamo molto bene. Prego avvocato. Beh, infatti avere una piattaforma come questa dove ci si può confrontare con la gente comune credo che sia fondamentale. Allora, le faccio una battuta all'ultimo persona che è intervenuta. Quando io mi sono laureata in giurisprudenza e sono diventata avvocato, penso che qualsiasi genitore sarebbe stato molto orgoglioso, no? Io mio papà l'ho perso molto giovane, quindi avevo solo mia mamma, la quale mi guardò con aria di sufficienza dicendo: avrei preferito che tu avessi fatto tutt'altro, magari la maestra, perché ho sempre ritenuto che l'avvocato sia un mestiere veramente da infami. Comunque hai scelto questa strada, complimenti per essere diventata avvocato, non ti sosterrò mai. Questa era stata la mia partenza, no? Allora, quando ci si iscrive al corso di giurisprudenza, la prima cosa che impari è la Costituzione, e nella Costituzione c'è il diritto della difesa, articolo mi pare 27 o 29, adesso non ricordo bene. Nel diritto alla difesa tutti hanno diritto alla difesa, quindi l'avvocato, quando diventa avvocato e giura, non ha il giuramento di Ippocrate ma un suo giuramento per essere diventato una figura importante che peraltro è tutelata costituzionalmente, ha anche il diritto di poter decidere di non assumere un incarico. I penalisti non devono applicare le norme di buonsenso e comune, cerco di parlare molto semplice ma insomma di buonsenso comune, cioè arriva il cliente che ha ucciso la moglie, e beh, sei colpevole, assolutamente non assumo l'incarico, perché la Costituzione dà a tutti il diritto della difesa e ci sono degli avvocati che rinunceranno all'incarico. Io non faccio penale, faccio civile e mai difenderei penalmente chi fa dei reati, ma non è il mio campo. Ma nell'ambito del diritto penale gli avvocati possono e hanno anche l'obbligo di difendere le persone che hanno compiuto un reato. Il diritto poi, soprattutto penale, ma anche quello civile, è molto complicato e nell'ambito del diritto complicato c'è che se uno ha ucciso ha tutta una serie di, come dire, sgravi dal punto di vista della pena, quindi può aver ucciso in un ambito in una situazione di impeto, sotto sostanze stupefacenti. Ci sono tutta una serie di parametri ai quali l'avvocato che servono all'avvocato per attenuare la pena, anche se il soggetto è risultato colpevole. Altra cosa, cerco di dirla in modo chiaro, so che ci sono le ire dei telespettatori, ma l'avvocato non deve avere una morale o la morale comune. L'avvocato deve applicare le norme a tutela del suo cliente, cercando di avere la soluzione più favorevole al suo cliente che magari ha ucciso la moglie o ucciso qualcuno.
Questa è la norma, poi si possono ritenere spregevoli il lavoro dell'avvocato, ma questa è la realtà. Il lavoro dell'avvocato del penale è quello di riuscire a tirare fuori il suo cliente dal problema che ha, perciò questo è il ruolo. L'avvocato non deve avere la morale come Faro, ma deve avere il codice di procedura penale e penale. Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Premetto che la dottoressa Tocchetto mi è sempre stata simpatica per il modo che ha. Va bene, chiuso là. Allora avvocato Tocchetto, vi ho votati tutti e non ho visto miglioramenti, tanto che all'assessore regionale della sanità, dottor Gerosa, e al presidente della regione Stefani, che erano ospiti dalla Mirella, chi in studio e chi da casa, la mia ultima speranza, le ho detto, voi due siete l'ultima speranza, perché come dico sempre, non si può vedere più il buco in fondo al tunnel e non lo vedremo mai, perché da anni che provate, che proviamo, e è troppo tardi, avvocato, è troppo tardi, perché non si può più fare niente. Voi provate tutti quanti, destra, sinistra, centro, però non c'è più niente da provare, perché non siete tutti d'accordo. Se una cosa va bene per il pubblico, per noi cittadini, c'è sempre che uno dice di no perché qua, perché là, ma non siete mai d'accordo di fare una cosa per noi cittadini, ma stiamo scherzando? Mirella, io dico sempre le stesse cose, ma perché penso che a qualcuno ci stia ascoltando, ma non potete più fare niente, perché quella è la strada, quella è la via e non c'è più rimedio. Sono fatta così perché lo dico, perché vedo proprio che da anni non vediamo niente nella sanità, né aiutare questi anziani, niente, non c'è più niente. Sono avvilita, vi ringrazio. No, Giusy, guarda che il programma si chiama Sveglia Veneti, se non vi svegliate non posso mica io fare più di questo. Dovete svegliarvi, perché abbiamo visto che avete dato le preferenze, e allora cosa possiamo dire? Allora, o capite che dovete svegliarvi e capire veramente che il voto è fondamentale, intanto che bisogna andare a votare, soprattutto, che non si può sempre lamentare e dopo non andare a votare. Vota come vuoi, vai anche con la scheda bianca, ma vai a votare. Allora, quello che però rammarica il professor Criveller è che questi giovani stanno cercando di far capire cosa vorrebbero, intanto essere più ascoltati, essere più intrigati, e soprattutto nel mondo della cultura basta vedere i concerti, i numeri che hanno. Loro fanno capire quello che vorrebbero avere, l'ambiente, ma è così difficile capire come aiutare questo giovane, che veramente è un momento molto difficile, perché una volta i giochi si creavano, però da bambino gli mettiamo a 3 anni il giochino, perciò non crea più. Una volta c'era la creatività, la stiamo togliendo, tutti i robot. Allora cosa si può fare per far capire invece l'importanza della manualità, della creatività, di socializzare? Perché mi sembra degli zombie qualcuno, ma perché nessuno lo ascolta? E i segnali, ci sono i segnali, è che qualcuno non si ferma a guardare, ad ascoltare questi segnali, o sbaglio, e la scuola è una di queste. No, beh, sicuramente l'ampio raggio, no, di cui stiamo trattando questa mattina ci fa riflettere su tantissimi temi. Vediamo veramente a volte delle situazioni difficili che riguardano tantissime fasce d'età, con tantissime anche situazioni diverse tra loro, no? Dove ogni persona e ogni ragazzo, ogni ragazza meriterebbe uno studio e un'attenzione particolare proprio per la situazione che sta vivendo. Sicuramente il ritorno un po' a tutto quello che è l'ambito più artistico, diciamo così, anche di creatività, che come si diceva prima magari viene meno, no? Con tutta questa tecnologia che fin da piccoli iniziamo ad utilizzare,
sicuramente ecco, ci rende magari anche molto più apatici, senza essere in grado di vivere appieno magari delle emozioni o riuscire anche a spiegarle, perché molto spesso ci troviamo anche a scuola di fronte a dei casi in cui riuscire ad interpretare, no, l'emozione, lo stato d'animo, lo stato magari anche di difficoltà che qualcuno sta vivendo, è importante esserci presenti e anche con del personale educativo preparato. No, Fermo un secondo, se non mi cade la linea, abbiamo Aldo da Castelfranco. Vai Aldo! Sì, buongiorno a tutti. Niente, per i giovani volevo dire al professore praticamente che occorrerebbe insegnare l'educazione civica dalla prima media con compiti scritti, no crocette, compiti scritti, e poi fanno l'esame fino alla quinta superiore con qualche articolo di codice civile e codice penale, così anche chi non è italiano riesce a capire un po' com'è il regolamento delle leggi italiane fin da subito. Poi per gli anziani, ultimamente vediamo aggressioni che stanno continuamente aumentando, anche di giorno, anche di mattina, cioè non c'è limite, siamo alla guerra civile, lo dico già da 2 anni che lo dico, e si sta attuando, e non ci sono rimedi, cioè, chi deve fare? Praticamente non so, cioè, se viene presa una persona e aggredisce un anziano, se dovesse essere straniero, questo deve essere espulso. Se uno straniero aggredisce un poliziotto, una forza dell'ordine, deve essere espulso dall'Italia. Non è che ci vuole pensare, bisogna stare là a capire, ma è talmente logica la cosa, cioè è proprio mancanza di cadere nella realtà. È talmente ovvia la cosa, però non viene fatta, non si capisce perché. Sempre aggressioni, in tutte le ore. Veramente noi abbiamo paura. Anche il sindaco di Malo dovrebbe essere aiutato adesso, la regione deve fare qualcosa, Stefani deve aiutarlo a livello economico. Bisogna agire, non sta là a aspettare, subire. Non c'è reazione, io vedo che non c'è reazione. Buona giornata. Grazie Aldo, abbiamo sentito le riflessioni di Aldo, la terminiamo professore, poi se vuole aggiungere qualcosa a quello che ha detto Aldo, poi andiamo dall'avvocato Tocchetto, prego. No, beh, sicuramente la questione dell'educazione civica che citava il nostro telespettatore affezionato al programma di Mirella è sicuramente importante. È un tema dell'educazione civica che è entrato a far parte della scuola da diversi anni, anche se purtroppo ogni anno scolastico si trova ad affrontare sempre una nuova conformazione, no, della materia con le linee guida del Ministero, e a volte poi ci vuole un anno per interpretarle correttamente affinché tutto venga svolto come previsto. Sicuramente abbassare l'educazione civica alle scuole medie secondo me è una cosa importante, anche perché visto il percorso, no, dei 3 anni che fanno con l'esame poi finale di terza media, può essere sicuramente uno spunto anche ulteriore per andare ad arricchire anche quello che poi è la loro preparazione. Professore, ma perché la scuola media? Allora io cito quel caso che racconto tutte le mattine di quel bambino di 4 anni che in pasticceria ha preso il nonno, ha chiesto al nonno, vieni qua che ti devo far vedere una cosa, e ho visto nonno che c'è una stampa del Picasso appesa, 4 anni. Allora questo bambino ha riconosciuto questa stampa del Picasso perché la mamma lo porta ai musei e gli spiega i quadri, gli spiega le statue, gli fa capire l'importanza di quello che sta vivendo. Ma perché dobbiamo sempre spostare, come che i bambini piccoli non riuscissero a capire? Invece sono delle spugne che forse assorbono molto di più di quello che ha 15 anni. Non è che forse dobbiamo capire che dobbiamo iniziare proprio da piccoli, basta vedere quei giochini, tu gli dai il giochino, dopo 2 secondi loro lo adoperano tantissimo. Cioè l'educazione civica è fondamentale per la crescita del bambino, che capisce benissimo se tu glielo spieghi. Perché dobbiamo sempre portare avanti le età medie, non più elementari, addirittura medie? Alle medie sono strafatti di droga, di canne. Professore, questo è quello che vediamo, non tutti, certo, per carità, però gli esempi che avete ascoltato, cosa ha detto quel ragazzo di San Patrignano che ho mandato l'intervista anche prima, è la 3ª volta che la mando, che qualcuno riesca a capire l'importanza della droga, ad esempio. Se gira a nastro sta droga, nessuno ferma. E questo è il nemico dietro l'angolo. E poi andiamo a insegnare l'educazione civica a 12 anni che bevono spritz e si fanno la canna. Cioè, no, professore, scusa, ma io inizierei molto prima, prego.
No, beh, sicuramente Mirella è un ragionamento corretto. L'età dell'apprendimento in cui si riesce ad assorbire di più, proprio come ci raffigura l'idea di una spugna, è sicuramente prima. Poi è chiaro, bisogna sempre, secondo me, commisurare anche quello che si va ad insegnare o voler trasmettere a seconda dell'età, perché giustamente magari i più piccoli hanno comunque una capacità di apprendimento che deve essere magari semplificata, ecco, per loro, però può essere sicuramente un inizio per una base culturale, artistica, come l'esempio del bambino citato che riconosce un quadro, ma anche proprio per far nascere passioni, per farli appassionare alla cultura, all'arte, alla musica, a tantissime cose belle che poi possono accompagnarli un po' nel percorso, no? che poi continuano a fare nel mondo della scuola, dove magari poi nei pomeriggi si trovano magari a vivere anche delle situazioni magari un po' più di autonomia e gestione del tempo, in cui possono, senza magari perdersi, nel poter approfondire e continuare magari a crescere con questa passione. nella noia, come dicono i ragazzi. Abbiamo Raffaella da Verona. Ciao Raffaella. Buongiorno signori, buongiorno. Ho piacere di sentire la vostra trasmissione perché è sempre estremamente interessante. Grazie. Ora, siccome sento che parlate di istruzione, di scuola, eccetera, nella mia famiglia ci sono stati 5 insegnanti, compresa mia figlia che si era specializzata con corsi triennali all'università per insegnare ai bambini con difficoltà di apprendimento. Io ho sempre fatto parte dell'associazione dei genitori dalle elementari fino ai licei. Ora, mia figlia quando era piccola, adesso sentivo parlare che una mamma portava la bambina, eccetera, mia figlia la portava a vedere Verona Romana, poi cominciavo a spiegarle tutte quelle cosine, anche l'educazione per esempio, che se eravamo in strada, se si mangiava una caramella, se non c'era il cestino, la cartina se la metteva in tasca. E mia figlia è cresciuta in questo modo. Ora, negli ultimi anni, la scuola l'hanno talmente sconvolta che io credo e sono convinta che, per esempio, anche quest'anno, con la maturità, sono usciti ignoranti. Perché una volta, mi ricordo che si cominciava a studiare, io per esempio, io sono di un'età, diversamente giovane, come dicono i ragazzi adesso. Alla seconda elementare la maestra ci faceva leggere il libro Cuore del De Amicis e poi ci spiegava pagina a pagina quello che significava, e questo era anche per darci il senso dell'appartenenza, l'amor patrio, che adesso di patria non se ne parla più. Allora io dico che ho letto che ci sono delle modifiche a livello scolastico. Adesso mia figlia è morta grazie a un medico di base che ha sbagliato diagnosi e mia figlia me la sono trovata morta la mattina, invece che il dolore era il cuore. Quindi pensate il dispiacere, però mi sono sempre interessata e ho sempre avuto piacere di avere una vita piena, cioè partecipare a diverse situazioni. Ho fatto molto volontariato e con mio marito ho viaggiato moltissimo, diciamo che 1/3 del mondo l'ho visto. E poi io ora sono rimasta sola, mio marito è morto 4 anni fa, e io che mi fa compagnia è una nipote che viene tutte le mattine e in più ho i miei libri. Io sono stata sempre un'appassionata di lettura e questo ho abituato anche mia figlia. A casa mia c'è una biblioteca che quando sarò morta ho già fatto il testamento, la lascerò alla parrocchia perché ci sarà da impiantare una biblioteca. Oggi purtroppo i giovani non leggono più, hanno il cervello che è ormai liquefatto su internet. Di conseguenza anche questo bisognerebbe, spero che lo facciano, mettere un limite anche per tutto questo
questi social, queste cose, vediamo cosa succede. Grazie Raffaella, devo chiudere, se no non ce la faccio. Ho piacere che risponda anche l'avvocato Tocchetto, sono temi importanti. Un abbraccio intanto a Raffaella, perché non è facile, ecco, parlare anche di queste morti, specialmente quando sono figli. È difficile sopravvivere alla morte di un figlio, perciò un grande abbraccio a tutti noi, Raffaella. Prego, avvocato Tocchetto. Anch'io mi associo all'abbraccio, perché la signora ha detto in poche parole, con grande lucidità, un grande dolore che è riuscita sicuramente a gestire anche per il suo aspetto culturale che ha. Io però devo fare un passo indietro. Io ho ascoltato con grande attenzione, però dobbiamo anche considerare il fatto che la scuola deve fare la sua parte. Sicuramente è una scuola molto meno severa di quella che potevo avere io. Però c'è anche da dire che purtroppo la disattenzione familiare, che significa chi ha una famiglia normale, chi ha solo un genitore, chi ha genitori separati, la disattenzione familiare fin dai primi mesi è un viatico per crescere un cittadino meno responsabile. Se io il minore lo utilizzo solo per dargli da mangiare, dirgli che deve fare due cose, poi non sto con lui, non parlo, non dedico il tempo, non cerco di essere io per primo una persona che educa come genitore, la partita diventa difficile e la scuola non può fare più di tanto, perché anch'io sono nata in un periodo dove c'era una severità di scuola e una severità genitoriale. Io ricordo, per fare un esempio, ma lo dico perché può essere d'aiuto, mio padre muore davanti a me, io avevo 14 anni, lui ne aveva meno di 50, e mia mamma mi ha detto: beh, da oggi ti rimbocchi le maniche. Non mi ha mandato dallo psicologo, e quando ho ripreso ad andare a scuola, mio padre muore il 10 dicembre, io vado a scuola il 7 gennaio, la professoressa di greco-latino mi dice: guardi, mi dispiace moltissimo Tocchetto che è morto suo padre, ma lei è uguale agli altri, cerchi di studiare come tutti gli altri, non gli sarà riconosciuto nessun favore. Cioè, è stata molto dura la cosa. Quando ho raccontato a mia mamma quello che era successo, mia mamma non mi ha detto denuncio il professore, mi ha detto ha ragione il professore e cerca di pedalare, perché io non ti posso mantenere se tu non studi. E devi portare a casa i risultati. Questa era l'educazione degli anni '80. Adesso è molto diversa, quindi bisogna anche adattarci ai tempi che viviamo. Ma la severità che deve esserci in famiglia deve anche essere supportata dal fatto che il genitore deve stare con i figli. Può o non può? Non può essere solo impegnato al lavoro o a utilizzare il cellulare o a dare ai figli il cellulare. Deve essere presente, perché una guida la si deve avere da quando si nasce fino a quando il genitore è vivo, perché anche a 40 anni hai bisogno della guida del genitore se serve a richiamarti. Allora la scuola può fare la propria parte, ma se a casa sei libero di te stesso, poche soluzioni puoi avere. Io porto un caso personale e chiudo. Io sto affrontando una questione lavorativa a Napoli, dove un ragazzino di 14 anni non è mai andato a scuola, è stato promosso alla terza media, ma aveva un numero di ore assolutamente inferiore a quello che prevede per l'ammissione all'esame di terza media la scuola, ma la scuola pur di toglierselo dalle scatole l'ha comunque promosso. Ma questo ragazzo ha una mamma che non lo segue assolutamente e che se lui non va a scuola dice va bene, non aveva voglia di andarci. Ecco, gli esempi di questo genere qua comportano che tu non diventi un buon cittadino, responsabile e rispettoso delle regole, ma non può sgravare, e voglio confortarmi con i professori su la scuola, perché la scuola può fare fino a un certo punto, oltre non può sostituire una guida genitoriale che ci deve essere sempre. Allora, professore, quello però che mi rammarica è quando sento i genitori che dicono è difficile fare il genitore. Allora, una volta avevano 8-10, minimo erano 5-6 figli, lavoravano tutto il giorno perché se non erano in casa erano nei campi, e perciò poco tempo dedicavano ai figli, e questi figli erano anche molto liberi. C'erano o non c'erano i pericoli di adesso, ma c'era sempre un pericolo. L'alcol è sempre stato un grande pericolo anche per le donne, che venivano molto maltrattate, ma non c'erano i social, non si sapeva, veniva tutto nascosto, guai a dire quello che succedeva in casa, i panni si lavano in famiglia.
Però adesso noi ci troviamo con questi genitori che decidono magari di fare un figlio a 40-45 anni, perché prima dovevano dare la carriera, l'ha detto anche il sindaco di Casale, non so, però è vero che è così. E soprattutto questi bambini che crescono su famiglie che non sono più le famiglie di una volta tradizionali, molti genitori separati. Io ho chiesto a questi studenti che ho avuto ospite tempo fa come vivono questa situazione e la risposta è stata: ci adattiamo. Cioè l'accettiamo ma ci adattiamo. Cosa vuol dire lei, ecco, andare a scuola e avere, magari non essere fortunato ad avere quell'insegnante che pensavi di avere, quella scuola che capisce, perché magari i professori non hanno voglia di scendere dal Monte Bianco, come diceva quel docente, e vedere dove sono le fragilità. Poi avere una casa squallida, una casa che non ascolta magari di tutto e di più, ma non è quello che ti serve. Come racconto sempre quel ragazzo che dice: ma perché mia mamma mi dice perché lo zaino e perché il letto, invece di darmi un abbraccio e dirmi dai vai, buona giornata. Cioè non è che forse questo genitore ha perso la via della ragione, appunto il buon senso? Allora, io attualmente non ho figli, quindi non posso ancora raccontare l'amore paterno che un padre o un amore materno che una madre può provare nei confronti dei propri figli. Quello che posso dire è questo: mio padre è l'ultimo di 10 fratelli, di 10 figli, sono nati in un contesto di campagna rurale. Io credo che un aspetto fondamentale, visto che comunque, come si diceva, i genitori erano sicuramente impegnati comunque nel lavoro, nelle faccende domestiche, 10 figli sono tanti da dover comunque accudire, anche soprattutto quando sono vicini d'età tra loro. Attualmente sono una bellissima famiglia, molto unita, con dei valori, e soprattutto secondo me la differenza la fa la comunità in cui vive la famiglia. C'era secondo me un senso anche proprio di aiuto verso la famiglia vicino di casa, o comunque proprio all'interno della comunità, delle parrocchie che erano molto molto presenti e frequentate dai ragazzi, quindi trovavano magari, ecco, in questo altri punti di riferimento, altre guide, o comunque dei porti sicuri in cui poter crescere, giocare e stare assieme. Sicuramente i pericoli sono cambiati banalmente nell'utilizzo, nello spostarsi nelle strade. Ci sono molte più auto, molti più camion, molti più mezzi pesanti, quindi sicuramente da questo punto di vista non c'è più magari la libertà che mi veniva raccontata di giocare a calcio in strada, o magari di rincorrere il pallone senza porre troppa attenzione se una macchina sta transitando in questo momento. Però questi sono i tempi che sono andati avanti e di conseguenza sono cambiate alcune dinamiche. Rimane secondo me la centralità dell'aspetto di comunità, dell'aspetto per esempio della parrocchia che dicevo, dell'aspetto proprio del senso di famiglia e di unione. Molto spesso appunto anche in classe ho avuto a che fare con alunni di figli di genitori separati, magari non solo separati in casa ma che vivono in luoghi diversi, e loro si ritrovano a dover cambiare casa settimanalmente, se non giornalmente, proprio per riuscire ad incastrare tutti i vari impegni, lo sport, perché poi risultano essere comunque dei ragazzi molto impegnati. Però questa cosa soprattutto nei primi anni, no? Dove loro dicono sì, mi adatto, sì, va tutto bene, però l'accettazione sì della separazione, ma proprio anche del cambio di vita, no? Che il ragazzo, il figlio, la figlia sta vivendo, proprio anche in una questione logistica. Banalmente mi raccontavano che devono ricordarsi che se stamattina parto per andare a scuola, poi vado a sport, poi però vado a dormire dall'altro genitore e la mattina dopo ho un altro tipo di materia per cui devo avere un altro ausilio, io me lo devo portare dietro tutta una giornata, quindi io devo ragionare e partire un giorno prima con quello che mi servirà il giorno dopo. E sono proprio cose pratiche, no? Poi con cui ci si trova a scontrarsi, sono i problemi della realtà, e quindi questo sicuramente li può turbare, ma da un certo punto di vista li fa crescere anche tanto più in fretta, no? Rispetto magari ad altri coetanei. Questo può essere un pregio, un difetto, un motivo di vantaggio o meno. Sicuramente il recupero però dei valori, cioè andare oltre alle cose, ormai abbiamo tutto quello che ci può servire, la tecnologia arriva ovunque, però il recupero anche dell'abbraccio, del saluto mattutino prima di andare a scuola, o saper di trovare qualcuno a casa quando rientro, non dover magari pranzare nella solitudine, ecco, probabilmente potrebbe fare veramente la differenza, anche solo per mezz'ora. Se lo dice il professor Crivelli, un giovane che parla con i giovani, forse qualcuno dovrebbe riflettere. Allora io chiedo ai miei ospiti, non so se abbiamo già la sindaca
Cindy Manusci, sindaca di Pieve di Cadore, collegata, perché Mirella vorrebbe fare gli auguri a una persona che voi anche a casa ve l'ho fatta conoscere, Sabrina, questa benefattrice dei Veneti schiacciati dalla crisi, che purtroppo è caduta in bagno da un grande ictus, non si sta riprendendo poco, però questi familiari oggi hanno deciso di portarla a casa perché è il suo compleanno. Allora io, insieme alla sindaca Manusci, che so la sua sensibilità, all'avvocato Tocchetto e al professor Criveler, vorrei dedicare questa canzone e fare gli auguri a Sabrina. Veramente un grande abbraccio. A me manca tantissimo, ad esempio, come manca la sua famiglia. Era una grande benefattrice dei Veneti schiacciati. Vedete, hanno preparato la casa perché dopo tanto tempo Sabrina, non so se riuscirà a capire, a sentire, ma i familiari hanno deciso di fare questo e noi le dedichiamo questa canzone che la sorella ha detto è bellissima, Mirella, della Boschiero, Respira. Di una moto e con gli uccelli tra le foglie canterò. Dammi le tue mani, fanne trama coi miei rami. Lega un filo a un desiderio e adesso non pensarci più. C'è tronco al tronco, non temere la tempesta della notte, sono forte, fatti tana dentro me, il tuo sangue è linfa, la mia linfa, le tue vene, siamo soli, non conviene star lontani come sei.
E un grande abbraccio a Sabrina, penso lo facciamo tutti quanti anche da casa, a questa famiglia che non si arrende e che continua a sperare che prima o dopo Sabrina apra gli occhi e dica io ci sono. Grazie, grazie, grazie ai miei ospiti, grazie. Allora andiamo dalla sindaca, ecco qua i saluti alla Sabri, da Tiziana, da Anne, da Paolo, da tutti i fratelli, grazie, grazie, veramente grazie a questa meravigliosa famiglia. Sindaca, cosa ci racconta, com'è la situazione, cos'è che la preoccupa di più? Lei sa quanto ci tenga che lei venga in trasmissione, questi soldi sprecati, non si sa come, quando e perché, parlo dei fondi del PNRR, come queste Olimpiadi che diverse dalle Paralimpiadi, ho visto questi atleti veramente demoralizzati eppure ce l'hanno messa tutta, non andiamo avanti. Cosa sta succedendo? Prego Sindaco e grazie ai miei ospiti. Grazie. Ciao Mirella. Beh, intanto buongiorno a tutti e volevo anch'io in realtà allungare il saluto caloroso alla famiglia di Sabrina, perché come quella di Sabrina ce ne sono tantissime di famiglie che convivono con lo stesso dramma all'interno delle porte di casa, che è un dramma affettivo, emotivo e familiare, a cui si sommano anche tante complicazioni dal punto di vista logistico, perché avere una persona con quelle problematiche in casa diventa difficoltoso anche dal punto di vista proprio organizzativo, e quindi davvero sono vicina a questa famiglia e a tutte le altre che purtroppo convivono con lo stesso problema. E invece per quanto riguarda le strategie dei comuni e delle aree anche montane, insomma, del Veneto, avremo un po' da discutere proprio a livello di priorità che si danno, no? Le persone, anzi soprattutto gli enti, le amministrazioni, una volta che arrivano dei soldi. Purtroppo, Mirella, questo è un problema che riguarda non soltanto il PNRR, ma io vedo anche l'utilizzo per esempio dei fondi di confine. Noi qua, soprattutto in provincia di Belluno, abbiamo tantissimi comuni che confinano con il Trentino e l'Alto Adige e che quindi ogni anno ricevono in dotazione 500.000 euro circa per il fatto di essere confinanti con queste due province a statuto speciale, e quindi è una sorta di fondo perequativo, diciamo così. Questo, come anche i fondi PNRR, molto spesso non riescono neanche a essere utilizzati dai comuni, perché si tratta di comuni con 1, 2, massimo 3 dipendenti che non riescono materialmente a impegnare la spesa e a fare o gli acquisti o gli investimenti del caso. E alle Sindaca, volte la fermo un secondo perché devo assolutamente andare in pubblicità, non l'ho mandata prima perché facevamo gli auguri, poi continuiamo perché è un discorso che interessa molto a tutti noi, capire come vengono gestiti questi fondi e forse che dovremmo restituire questi soldi perché non siamo riusciti a spenderli. Pubblicità. Come immaginavo, la famiglia di Sabrina ha visto questa trasmissione, ha apprezzato moltissimo. La sorella Tiziana mi scrive: ti ringrazio Mirella, non ho parole per ringraziarti. Auguro a tutte le famiglie e alle persone sole, in difficoltà o con qualsiasi difficoltà fisica, di trovare nei propri cari la forza di smuovere le montagne dentro di loro e attorno a loro. Un grande abbraccio, sai Sabrina, a tutti i fratelli, alla mamma, a questa grande famiglia. Sindaca, io l'ho interrotta perché dovevo mandare la pubblicità, ma come ha sentito anche Tiziana dice dobbiamo smuovere le montagne, ecco, perché veramente non c'è altro da fare, dobbiamo rimboccarci le maniche tutti quanti e cercare di capire cosa non va in questo paese. Appunto ieri si sentiva il problema che ha anche questo governo, ecco, che sta traballando, ma le sembra un momento veramente di far cadere il governo, di tentare di farlo cadere, visto la situazione attuale che viviamo tutti noi. Prego Sindaca. Ma io ho come un po' il sospetto che questo sia la mossa di ieri in Parlamento, sia una mossa studiata da una parte della maggioranza di governo che ha tutta l'intenzione e l'interesse di anticipare le elezioni, perché stanno calando nei sondaggi, stanno
calando precipitosamente, quindi più di una forza politica, penso per esempio alla Lega, ma in realtà anche la stessa Fratelli d'Italia, perché adesso col fenomeno Vannacci anche loro stanno perdendo parecchio, hanno tutto l'interesse politico di arrivare quanto prima alle elezioni, prima ancora di incontrare le amministrative del prossimo anno, che potrebbero in qualche modo fare da effetto domino anche per le politiche. Io credo che questi siano giochi di potere, siano giochi che non fanno bene all'Italia, sia una dimostrazione di pochissima, anzi nulla serietà nello svolgimento del proprio compito, del proprio ruolo di parlamentare della Repubblica e quindi di rappresentante degli italiani e di una parte appunto dei propri elettori. Credo che sia uno dei motivi per cui la gente va sempre meno a votare, si interessa sempre meno di politica e per cui c'è quasi da vergognarsi alle volte di dire appartengo a un partito o all'altro, ed è brutta questa disillusione, sa, perché avremmo invece tanto bisogno che le persone si occupassero di politica anche attivamente all'interno delle istituzioni, che si avvicinassero alla politica in maniera sana e disinteressata. E io ogni volta cerco di fare proselitismi anche qui in Cadore, soprattutto con i giovani, perché abbiamo bisogno soprattutto delle loro forze, però con episodi del genere capite bene che insomma ci viene tutto il latte alle ginocchia, e quindi credere nella politica diventa sempre più difficile quando gli attori politici maggiori si interessano maggiormente dei propri sondaggi del lunedì anziché del bene del paese. Quindi, Mirko da Padova, vai Mirko. Come? No, abbiamo Mirko da Padova in linea, poi continuiamo, vai Mirko. Pronto, buongiorno signora Mirella, volevo intanto salutare lei. Grazie. Mi dispiace che non vedo più l'avvocato, perché è una persona a cui io porto il massimo rispetto della sua ospite che aveva lì, e la cosa più interessante è che sono vicino al Cadore, che in questo momento ci sono delle aziende in difficoltà, ho visto anche ieri per la televisione. Io so cosa vuol dire passare situazioni difficili del lavoro, perché quando manca il lavoro è la cosa peggiore per l'essere umano, perché perde la dignità, perde tutto. Io sono solidale con il sindaco, resto amareggiato dei politici che abbiamo a Roma, che esultano di una vittoria che va contro la dignità del popolo, quello di poter scegliere i politici. Non vogliono che noi possiamo fare nulla. Mi meraviglio che addirittura politici di destra e alcuni di sinistra, quelli di sinistra non vogliono dare al popolo la possibilità di scegliere le persone che vogliono. Sono amareggiato e veramente, guardi signora Mirella, mi delude questa situazione politica, che davanti a una situazione drammatica, che siamo in una abbiamo la benzina a più di 2 euro, stamattina ho visto i chioschi di benzina a più di 2 euro, situazioni di lavoro drammatiche al nord, non parliamo al sud perché al sud sarà ancora peggio, perché il nord che tira il carretto a tutta l'Italia. È una situazione che veramente mi lascia in una situazione di disperazione. Io questa mattina mi sono alzato, non compro mai, ho comprato 3 giornali per leggere la situazione. Guardi che ho parlato con altre persone, sono tutte nella disperazione, hanno paura di questa situazione italiana e stanno parlando di voler buttare giù questo governo, perché quello che faremo, indipendentemente da quelle cosa possono fare. Cosa vanno contro la Russia, contro l'America, contro che so io? Abbiamo una situazione che dovrebbero imboccarsi le mani e darsi da fare. Sono solidale con il sindaco, gli sono vicino e le auguro un buon lavoro. Mi perdoni se ho disturbato, ma ci tengo sempre, la seguo sempre signora Mirella, e complimenti per la sua trasmissione. Grazie caro Mirko, non mi disturbate, la faccio per voi la trasmissione, anzi vi ringrazio. Questa mattina ho ricevuto tanti di quei complimenti, sindaco, ma perché li faccio parlare, li ascolto, cerco di aiutarli se posso, e questo è importante. Prego sindaca. Beh, è importante essere in sintonia con il famoso paese reale. Noi sindaci, essendo comunque in prima linea, abbiamo un rapporto privilegiato con la popolazione
e sentiamo tutte quelle che sono le difficoltà. Prima il signore giustamente parlava delle aziende, noi qua stiamo vivendo un momento drammatico, sa, perché noi qua in Cadore, ma anche in tutto il Bellunese, abbiamo tutta l'occhialeria e l'industria della moda che da tantissimi mesi a questa parte ormai è in grossa crisi, sono famiglie intere in cassa integrazione e imprenditori che non sanno più da che parte girarsi per salvare la baracca, e questi sono i temi veri poi, no? Quelli che ti toccano nel reale. E anziché, come per ricollegarci un po' al discorso di prima, queste sono anche le priorità di uno Stato e i settori di sviluppo strategico, no? Su cui dovremmo un po' indirizzarci anche a livello locale, quando in realtà abbiamo visto tutti purtroppo che col PNRR i soldi li abbiamo utilizzati in gran parte in progetti o ristrutturazioni o impianti che hanno ben poco di strategico e tanto invece da marchetta, perché purtroppo quello succede, che siano fondi di confine, che sia PNRR, che siano fondi anche statali alle volte dai vari ministeri, dipende un po' chi è il parlamentare, no, della zona. Questi soldi vengono sempre un po' distribuiti a mo' di mancette tra le amministrazioni amiche che ci fanno il campo di padel di turno, perché per esempio una degli esempi che era stato riportato anche dalle Sole 24 Ore di malo utilizzo dei fondi PNRR riguarda un comune nostro qua limitrofo che è Vigo di Cadore. Cosa ne pensa, Sindaco? Devo correre perché il tempo è tiranno, delle case di comunità? Sì, certo, però finisco per farsi un campo da padel. Ora capite bene che insomma in una popolazione anziana come la nostra, in cui la sanità e il sociosanitario sta esplodendo, perché noi abbiamo le case non solo di comunità ma le case di riposo che adesso non sanno più dove mettere i nostri nonni, i nostri anziani, perché ci sono file allucinanti e ci sono tanti di quegli anziani soli, Mirella, che vivono con l'assegno minimo, che noi dobbiamo come comune puntualmente aiutare anche nell'integrazione della retta, perché diversamente questi anziani muoiono a casa da soli. Questa è la situazione e queste sono le priorità. Poi se vogliamo parlare di campi da padel, prego, però ecco, siccome i soldi non sono infiniti, io direi che dovremmo utilizzarli un po' più Ma qualche politico pensa che i soldi siano infiniti per loro, però per i loro comodi, perché noi li deleghiamo per fare il bene del paese, non i propri interessi. Mi sa che stanno facendo completamente l'incontrario. Luciano da Desenzano, vai Luciano, veloce. Mirella, ciao, buongiorno al sindaco. Niente, il signore di prima ha detto quasi tutto giusto. Tutta la sinistra ha votato contro che noi possiamo votare il nostro rappresentante. Tutti quelli di sinistra e una trentina di centrodestra. Ma inutile, sindaco. Io ho 80 anni il 10 ottobre. L'America è un baraccone. Le elezioni in America, no? In Svizzera non sappiamo neanche chi è il presidente. Ci vorrebbero le elezioni come in Francia. Al primo turno vanno tutti i partiti e al secondo turno vanno i primi due. E lì Macron governa da 10 anni, no? Con tutte le crisi che ha avuto di governi, ha cambiato 10 ministri, penso, primi ministri. Niente, è inutile anche se vince la sinistra, sindaco, dove vanno a prendere i soldi da mettere in busta paga ai pensionati che il 70% prende meno di 1.000 euro al mese. Diamo in mano a un politico 1.000 euro al mese, vediamo quanto vive. Grazie Luciano, se no non riesco a farti rispondere perché sei arrivato molto lungo e devo chiudere anche la trasmissione, foro sempre. Prego sindaca. Grazie Luciano. Comunque potremmo evitarci il ponte sullo stretto, ecco, no? È un bel risparmio anche quello, mi viene da dire. O la pista da bob dal villaggio olimpico, ne parliamo. Ecco, diciamo che di ritagli si possono fare anche, basta avere la volontà, rispondo al signore. Ma poi, senta sindaco, parliamo di siccità. Quanta acqua consuma la pista da bob e cosa se ne fa in questo momento o in altri momenti? Come vede, non è la pista da bob in sé. Tanta energia soprattutto, sai Mirella, e a proposito di acqua, noi adesso abbiamo un grosso problema, soprattutto qua a Pieve di Cadore, che siamo anche il paese dove c'è la diga su Piave sostanzialmente del lago di Centrocadore, perché con la siccità che voi avete in pianura ci stanno prosciugando tutti i laghi sostanzialmente e
nel periodo più turistico dell'anno purtroppo, e lo stesso avviene anche in Piemonte, perché ho visto che stanno prosciugando il Po, sta succedendo lo stesso col lago di Santa Croce in Alpago, e noi siamo abbastanza disperati, devo essere onesta, perché il fatto che ancora adesso, dopo decenni che si sta dicendo che c'è il cambiamento climatico, che abbiamo bisogno sempre di più acqua, che c'è la siccità, non siamo riusciti in tutti questi decenni a organizzarci e a investire, a proposito di investimenti intelligenti strategici, in un modo di trattenere l'acqua che viene giù, perché voi dovete sapere che qua tutti i giorni in montagna noi abbiamo una bomba d'acqua, tutti i giorni, anche ieri è venuta giù tanta di quella acqua, io e l'assessore e gli operai siamo andati a fare la conta dei danni, poi di nuovo torna caldo e la sera di nuovo scarica. Tutta questa acqua va sostanzialmente perduta. Non abbiamo i modi di trattenere quest'acqua, e quando in realtà voi in pianura siete assetati, soprattutto i campi, verso l'agricoltura in primo luogo. Quindi ecco, se vogliamo trovare un settore strategico dove andare a investire i soldi, che non sia il campo da padel, io direi che è proprio l'energia e soprattutto l'acqua, perché ne avremo sempre meno, e questo significa meno agricoltura, meno industria, Ma meno chi è benessere. che ha voluto questi campi da padel? Perché siamo anche curiosi, sindaco. Com'è? Chi ha voluto questi campi da padel? Ah, l'amministrazione di Vigo di allora? Sì, sì. Ma è un comune da 1800 abitanti, sa? Cioè, non credo che i campi da padel siano prioritari, poi per carità sono scelte dell'amministrazione, però riporto perché era stata presa sia da Radio 24, da Confindustria, da Sole 24 Ore, come un brutto esempio di come spendere i soldi del PNRR. Senta, sindaco, ma queste Olimpiadi hanno portato un beneficio turistico? Vedete dei risultati? I soldi come sono stati spesi? Perché noi di trasparenza non sentiamo niente. Dare e avere. Allora, so che sono partite le prime indagini, avete sentito anche voi le prime perquisizioni, quindi vediamo un po' a che cosa portano e se sono le prime o le ultime a partire, ma come l'impressione che non saranno le uniche. E questo per quanto riguarda la trasparenza, per quanto riguarda invece il turismo, noi nell'immediato, cioè quest'inverno, abbiamo avuto una contrazione del 40% delle presenze sul territorio, perché erano tutti molto scettici dal salire su vicino a Cortina, con tutta la viabilità diversa rispetto al solito, Cortina blindata eccetera. Adesso è un luglio purtroppo ancora un po' vacuo, io spero che in agosto ci sia un po' un exploit, e soprattutto spero che nel futuro, magari prossimo, soprattutto i turisti internazionali si siano accorti delle bellezze di questo territorio e che vengano a visitarlo con cura e con rispetto che merita, insomma. Però ecco, per il momento di benefici iperimmediati noi non ne vediamo, confidiamo nel futuro. Grazie alla sindaca Cindy Manusci, sindaca di Pieve di Cadore, come sempre molto schietta, ecco, su quello che la preoccupa e su quello che veramente pensa del nostro paese, e soprattutto questa politica che sta pensando ai propri interessi invece che al bene del paese. Questo rammarica molto. Con 8 milioni di poveri che abbiamo, forse qualcuno dovrebbe riflettere, perché sono riflessioni che veramente dovrebbero fare i politici, perché noi li abbiamo delegati per questo, per far sì che facciano il bene del paese, e invece ci ritroviamo in queste condizioni. Grazie sindaco, buon lavoro, veramente buon lavoro, e adesso andiamo a vedere il vostro assegno come al solito a chi è andato. Ecco qua, siamo arrivati, siamo con queste 3 bellissime bimbe, sono anche un po' le mie bimbe, eccole qua, guardate che brave sono, guardate, guarda che capelli, guardate che capelli, bravissime. Allora siamo arrivati, non dico località, non dico dove siamo, non dico niente, questa è la mamma, e dunque quello che io volevo capire è se si è fatto sentire qualcuno? No. Bene, sono contentissima, perfetto. E cosa è che ti serve? Niente, a me serve un'auto per più che altro portare quando inizieranno le scuole, o se devo andare a fare la spesa, o per qualsiasi emergenza. Quanti anni hanno le bimbe? 10, 7, 2.
Allora, la macchina, perché tu hai trovato anche un lavoretto, saltuario, ma un lavoretto intanto c'è, però il problema è come arrivare a questo lavoro. E allora noi ti aiuteremo anche in questo. Oggi io ti ho portato un assegno perché so che tu hai bisogno. C'è l'avvocato Tocchetto che sta seguendo il caso, vedremo come andrà a finire, c'è anche il telefono azzurro, qualcosa succederà. Tu stai qua tranquilla intanto, ok? Tranquillissima. Grazie. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie. Cosa vuoi dire? Vi ringrazio tutti, soprattutto per il supporto che mi state dando, neanche in quanto a me, ma soprattutto per le bambine. Cosa è che provi in questo momento? Se fosse per te ti darei anche una bella bastonata, secondo me, essere sincera. Sai che mi sono sincera. Ma il problema è si faria proprio bene darti una bella bastonata, ma il problema è che ci sono queste splendide bimbe e una piccolissima. Allora, cosa vuoi dire? Cosa è successo? Come mai ti trovi in questa situazione? Ho sempre trovato le persone sbagliate e mica so contraria all'aborto. Ho sempre creduto nelle favole, che una persona mi dasse il possibile e mi era fatto muovere il lavoro e alla fine mi sono ritrovata sola e tradita. Però il problema è che le conseguenze le pagano. Le pagano loro e io sto cercando di far di tutto per non fargli mancare niente. Cosa vuoi dire tu a questa mamma? Dimmi, cosa vorresti dire alla mamma? Non lo so. Pensaci. Non lo so. Pensaci, qualcosa devi dire a questa mamma. Cosa stai provando in questo momento? Niente. Sei preoccupata perché tu mi hai detto la prima volta io voglio rimanere assieme alle mie sorelle e alla mia mamma. Allora cosa vuoi dire? Non lo so. Hai paura di essere divisa? Hai questa sensazione? Che ti portino via le tue sorelle? Perché hai questa sensazione? Non lo so. Ma chi è che ti fa venire questo problema? È la mamma? Qualche amico che ti dice qualcosa? No. E come mai allora hai questa paura, tesoro? Chi è che ti fa venire questa paura? Non lo so. Però ce l'hai? Ma lo sai che c'è la Mirella? Sai che questo non accadrà mai? Perciò io ti dico di stare tranquilla, non devi avere questa paura, perché non succederà questo, assolutamente, anzi cercheremo di dare la possibilità alla mamma di trovare un lavoro. Tu dovrai essere brava, perché dovrai fare un po' la mamma delle tue sorelle, perché 10 anni, e se mamma va a lavorare devi aiutarla anche tu, perché io so che la mamma ha detto che tu sei molto brava, sei timida, ma sei brava. A scuola com'è andata? Bene. Sei stata promossa? Cos'è la materia che ti piace di più? Storia. La storia ti piace? E che tipo di storia? Cos'è che ti piace studiare? I romani. I romani ti piace studiare, avete sentito? E adesso dimmi il regalo che tu vuoi, perché io so che tu desideri un regalo. La casa delle Barbie. La casa delle Barbie. Allora la prossima volta io ti prometto che ti porto la casa, perché te lo meriti proprio, la casa delle Barbie. Va bene signorina, farai la brava? Mi raccomando con questa mamma. E se c'è qualcosa devi chiamare la Mirella, ok? Mi prometti che mi chiami? Sì. Ecco, questa è l'altra bimba bella. Allora, l'altra volta io ti ho portato le bamboline. Questa volta cosa vuoi? Il fenicottero. Cos'è il fenicottero? Cosa fai col fenicottero? Andare in spiaggia e dormire. E dormire sul fenicottero? Sì. Ma dai? E come ti è venuta questa idea di sto fenicottero? Perché l'ho vista mia sorella piccola. Hai capito, perché l'hai visto la sorella piccola, allora anche tu vuoi il tuo fenicottero? E allora porteremo il fenicottero. Ma perché abbracci la Mirella così tanto? Vuoi bene alla Mirella? Sì. Quanto bene vuoi alla Mirella? Tanto, lei vuole tanto bene alla Mirella. Vai. Tu sei stata brava a scuola? Sì. Stata promossa? Sì. E allora per bene il fenicottero arriva. Cosa chiedi soprattutto? Di cosa hai bisogno? Oltre alla macchina, un lavoro? Un lavoro che è almeno fisso, un contratto di lavoro. Ma con le bambine come facciamo? Io so che tu hai problemi, nessuno ti tiene. Sì,
Sì, perché per carità la nonna, ma saltuariamente perché non ce la fa fisicamente. 3 sono tante. E tu hai bisogno proprio di aiuto? Sì. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Un grazie infinite per l'aiuto che mi state dando. Un grazie infinite e spero che soprattutto non mi separano dalle mie bambine. Questa è la situazione ad oggi. Quanti ne abbiamo oggi? 20 luglio 2020. Sono le nostre famiglie venete. Lei è veneta e le bambine sono venete. Chi di dovere capisca, visto che dite aiutiamo prima i veneti.